che invece vuole trovare una vittoria casalinga che manca appunto da metà agosto. Io sono Andrea Sanna, come in studio a fornirci statistiche, curiosità e commenti tecnici c'è Claudio Pani. Buonasera Claudio. Buonasera Andrea e buonasera a tutti. E in collegamento telefonico, pronti a farci immergere nell'azione con i suoi 3 minuti di cronaca, la voce del Cagliari Calcio, Vittorio Sanna. Ciao Vittorio. Buonasera Andrea, ben trovati a tutti. Ciao Claudio, ben ritornato dal Bolea. So che hai fatto oggi l'andivieni per poter essere dei nostri anche quest'oggi, anche questa sera. Sì, hai detto bene Andrea, Ascoli Cagliari, partita importantissima per le due squadre. Il Cagliari per non perdere il treno dei playoff, perché in questo momento è al 9° posto, quindi fuori dal lotto delle 8 squadre, e deve necessariamente vincere se vuole ritornare tra le prime 8. L'Ascoli per tentare di continuare bene così come stava facendo in una parte del campionato, anche se poi con alti e bassi, soprattutto una falsa partenza, ma anche qualche vittoria importante soprattutto contro le grandi squadre, frutto di una squadra collaudata con tanti giocatori esperti in Serie B, ma anche con tanta qualità in una zona tipo quella d'attacco dove il contropiede funziona, e l'attaccante Dionisi è un attaccante di razza. Parli bene appunto delle punte, perché sono state loro i protagonisti assoluti degli Ascoli, quello che poi in realtà non è successo a Cagliari. 4 gol Gondo, da quando si è fermato alla terza giornata anche l'Ascoli ha avuto i suoi problemi, e poi nelle ultime 2 Dionisi che è già al secondo gol consecutivo. Quanto potrebbero soffrire questi generi di attaccanti, Claudio? I nostri difensori oggi, tra l'altro con la scelta di Capradossi, poi Vittorio ci introdurrà tutte le formazioni. Guarda, sì, non è facile perché l'Ascoli è una squadra che si muove in blocco, quindi bisogna stare attenti soprattutto alle ripartenze dell'Ascoli, perché i 2 attaccanti, oggi non ci sarà Gondo ma ci sarà sicuramente Dionisi, è un attaccante di esperienza, un attaccante molto forte che, se non sbaglio, è 88 se non sbaglio. Sì, ma poi anche bello agile, diciamo così, perché tra l'altro nell'ultimo match è riuscito a trovare un gol stratosferico, sembrava quasi Tevez contro il Parma in quel gol straordinario. È partito da un po' più vicino alla porta, però comunque grandi qualità tecniche per un attaccante che poi ha fatto tanta gavetta in Serie B. Sì, tantissima, è il classico giocatore da Serie B che si muove bene, non dà punti di riferimento, è forte fisicamente e ha una tecnica eccellente. Vito, cosa ne pensi di questo Dionisi? Può essere 35 anni per la precisione, quindi 1987 l'anno di nascita, 171 reti in carriera, quindi questo ci dice quanto è un giocatore che segna con una regolarità impressionante, un giocatore certamente interessante per quanto riguarda l'Ascoli, da tenere d'occhio per quanto riguarda invece la difesa del Cagliari. Ma andiamo a vedere la formazione dell'Ascoli e anche quella del Cagliari per capire bene con chi dobbiamo confrontarci. Guarna è il portiere, difesa 3 composta da Simic, Botteghin e 40, poi ci sono a centrocampo Aglia Pong nella corsia di destra, che abbiamo visto molto spesso col Sassuolo nella massima serie, Colo Colo, Eramo, Caligara e Falasco. Coppia d'attacco è composta da Dionisi e Lungoie. Si tratta di un giocatore congolese nato a Kinshasa, anche se di passaporto svizzero, un altro di quei calciatori velocissimo sulla linea dei difensori, quindi molto simile al nostro Zito Luvumbo. E andiamo a vedere anche il Cagliari con Radnovic tra i pali, Di Pardo, Altare, Capradossi e Carboni. Centrocampo invece con Nandes, Macumbu e De Iola, e infine attacco con Luvumbo, Pavoletti e Falco. Quindi ritorna alla prima punta Leonardo Pavoletti, con lui Luvumbo e Falco, e con a centrocampo De Iola, che è stato preferito a Rog appena recuperato. E quindi ci si cerca di preservare anche in questo caso contro una compagine come l'Ascoli, dopo che il Cagliari si è in effetti preservato anche in settimana giocando col Bologna, un Cagliari che arriva, diciamo così, riposato, anche perché comunque l'impegno messo nel match è stato discutibile, per così dire, Vitto. Ma come sempre questa Coppa Italia io non capisco, forse siamo l'unica nazione, del fatto che ci sentiamo tutti italiani con la nazionale, che poi quando si tratta di Coppa Italia ci sembra quasi sia un fastidio. Lo stesso regolamento dimostra che quasi è un impaccio, perché non dà la minima possibilità, diciamolo chiaramente, alle piccole squadre di poter scombussolare quelli che sono i favori del pronostico. Il fatto stesso che si giochi in partita unica in casa della squadra meglio piazzata l'anno prima
ti dice già che non c'è il tentativo di appiattire un po' i valori per cercare di dare maggiore sostanza alle diverse gare, e se vuoi anche per richiamare il grande pubblico in occasione di partite soprattutto con squadre inferiori. Insomma, siamo lontani dai fasti della Coppa del Re, della Coppa d'Inghilterra, dove effettivamente arrivano anche le piccole squadre, e che le grandi squadre, per poter riuscire a passare il turno, si devono impegnare a fondo, altrimenti non hanno la possibilità di rimediare a fine anno per tentare di conquistare un posto per l'Europa. E soprattutto le grandi squadre si interessano di queste competizioni, è importante per loro, è quello anche il fatto, perché l'FA Cup e anche il Community Shield, che diciamo che facendo l'esempio inglese è la seconda coppa, sono comunque coppe ambite, coppe che vengono festeggiate e riconosciute in tutto e per tutto, al contrario invece della situazione del nostro paese. Claudio, tu che comunque sei stato in quel mondo, com'è lo spogliatoio prima di una partita di Coppa Italia? È uno spogliatoio un po' più tranquillo, un po' più sereno, si cerca di dare sempre lo spazio a chi trova meno spazio durante il campionato. Questo potrebbe essere un bene, ma anche no, perché non puoi vederla come una coppa secondaria. Avete detto bene, prendendo ad esempio il modello inglese, lì l'FA Cup è importante quanto il campionato, la Community Shield, la Carabao Cup se non sbaglio, sì. Sono tutte coppe, proprio è una coppa, quindi si dà quello che mi piace di più del modello diciamo inglese è quando grandi giocatori come quelli del Tottenham, dell'Arsenal vanno a giocare in stadietti piccoli, li vedi negli spogliatoi di queste piccole squadre, e magari la piccola squadra fa anche il risultato. Assolutamente sì, l'abbiamo visto in Italia, sono pochi diciamo gli anatroccoli, i brutti anatroccoli che dalle serie inferiori hanno dato fastidio. L'ultima che mi viene in mente è l'Alessandria, che se non sbaglio era arrivata in semifinale, aveva perso col Milan. Sì, l'Alessandria e anche il Pordenone aveva fatto un buon cammino. Ecco, quindi comunque sono davvero limitati effettivamente le squadre che ambiscono a vincere questa competizione. Vedremo come il Cagliari invece si preparerà ad affrontare l'Ascoli, ma intanto noi ci prendiamo subito la prima pausa per andare in pausa pubblicitaria. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Torniamo in studio per seguire a Suon di Gol oggi Ascoli Cagliari, come sempre insieme a me Claudio Pani, in collegamento telefonico Vittorio Sanna, che ci fornirà i suoi 3 minuti di radiocronaca ogni 15 e ci farà immergere completamente in quella che sarà la partita, una partita che quindi si prospetta difficile. Vittorio, quali sono le tue sensazioni in pre-gara? Ma guarda, io devo dire che comunque sia alla fine la formazione è quella che forse potrebbe anche risultare bene, però noi dobbiamo correggere alcuni dettagli, quindi aspetto di vederla questa partita, perché se gli attaccanti non stanno segnando non può essere solamente colpa loro, è colpa certamente del fatto che il sistema di gioco non facilita l'accompagnamento dell'azione in attacco, soprattutto quando giocano la Padula e Pavoletti. Quindi io vorrei vedere se oggi riusciamo ad essere una squadra più corta ma anche capace di spingere con
insomma di centro verso la metacampo avversaria, e quindi riuscire ad attaccare in modo compatto portando tanti uomini nella tre quarti avversaria e riuscendo quindi a sfruttare questi uomini per poter andare a rete. Un po' quello che è successo contro il Brescia nel primo tempo, facilitato dal fatto che proprio non ci fosse una prima punta, e quindi la squadra era compatta che difendeva e altrettanto in modo compatto poi accompagnava la ripartenza. Ecco, questa compattezza, questa unione di intenti, questa vicinanza ai reparti, sia per quanto riguarda le distanze in verticale ma anche per il gioco in orizzontale, io credo che sia fondamentale per poter riuscire effettivamente a esprimere un gioco che possa essere più piacevole, altrimenti rischiamo di scollare del tutto l'attacco del resto della squadra e quegli attaccanti da soli chiedere loro l'impresa di realizzare inventandosi qualcosa, e purtroppo abbiamo visto che invenzioni ne sono state fatte poche. Bisogna cercare appunto di utilizzare la qualità che poi abbiamo al centro del campo, anche se una notizia un po' così, ho sentito la conferenza stampa dell'ultimo allenatore che ha sfidato la squadra marchigiana, appunto il Bari, che è uscito sconfitto, e ha detto che è proprio la chiave di volta che ha permesso ai bianconeri di aggiudicarsi una partita che non meritavano, se si vanno a vedere le occasioni, è stato il bloccare soprattutto la zona tra la difesa e il centrocampo. Quanto può far male a un Cagliari disposto così, Claudio, una tecnica del genere, una squadra che come abbiamo visto anche in precedenza in altri casi si chiude, più che proporre gioco cerca di annullarlo? Molto, soprattutto oggi che non abbiamo un trequartista, quindi non abbiamo, diciamo, quel collante che si mette in quella posizione tra difesa e centrocampo, e quindi che permette anche ai due interni di andare in modo tranquillo verso l'area, ok? Quindi se loro bloccano, perché hanno proprio due blocchi, centrocampo e difesa, sono un blocco unico quello dell'Ascoli. Il 3-5-2 è mascherato, è un 5-3-2 quello che fa l'Ascoli, quindi dobbiamo essere bravi con De Iola e Nandez a occupare quella posizione di intermezzo tra il centrocampo e la difesa avversaria. Le conclusioni della distanza possono essere una chiave di questa partita che abbiamo detto si prospetta rocciosa. Vito, chi può essere il giocatore a mettersi in mostra contro una compagine del genere? Ma chi tira da fuori dal centrocampo del Cagliari è solo quasi De Iola, mi sento di dire, perché oggi non abbiamo Mancosu, non ne stiamo parlando forse perché vogliamo far finta che sia un'assenza come le altre, ma non è un'assenza come le altre. Mancosu è il giocatore a cui stava facendo riferimento poco fa Claudio quando parlava di giocatore che fa il trequartista unendo i reparti, svariando e spostandosi dalla sua zona. Quando a Mancosu è stato chiesto di rispettare il tridente, tra virgolette, lo abbiamo visto scomparire anche lui nel corso della partita. Quindi oggi, avendo a destra Luvumbo, che non è certo un giocatore che può raccordare i reparti, dall'altra parte avendo Falco che un po' di più lo fa ma non è un trequartista come lo è Mancosu, alla fine ci troviamo con Pavoletti costretto quasi a fare il tagliafuori. Per chi conosce il basket e sa di cosa sto parlando, probabilmente il compito di Pavoletti sarà quello di assorbire la tensione dei centrali per far inserire poi lateralmente soprattutto Luvumbo, che è un giocatore molto rapido e che potrebbe negli ultimi metri effettivamente creare il panico. Però da questo punto di vista devo dire che l'impiego di Agyapong, a mio giudizio, è un impiego soprattutto difensivo, come giustamente diceva Claudio, con un giocatore che ha un passo che può, non dico pareggiare la velocità di Luvumbo, ma probabilmente tenerli in testa. Potrebbe essere una difficoltà quella della fascia occupata dall'angolano, che ha nelle sue caratteristiche principali appunto l'esplosività, la velocità di movimento, e vedremo se riuscirà a essere così impattante anche partendo dall'inizio. Cosa ne pensi, Claudio? Faccio la stessa domanda che ho fatto a Vittorio: chi può essere il giocatore chiave di questa partita? Secondo me, come ha detto Vittorio, il movimento più che il giocatore è il movimento del centravanti. Quindi nel caso oggi abbiamo Pavoletti, il movimento del centravanti che è messo là a fare sicuramente il tagliafuori, oltre che a ricevere i palloni messi dentro. E Falco deve per forza di cose venire a fare quel trequartista che oggi ci manca. Falco, che tra l'altro nell'ultima e nella sua prima effettiva grande apparizione con il Cagliari ha impressionato,
ha fatto una buona gara, speriamo si possa confermare anche contro la squadra marchigiana. Vedremo un po' come interpreterà la partita il Cagliari. Come ti aspetti l'inizio? Un Cagliari arrembante come è stato nell'ultima o più attento, diciamo così, a vedere come l'Ascoli vuole ferire? Vittor. Ma guarda, non è mai stato un Cagliari arrembante, quindi non riesco a immaginarmelo, a meno che improvvisamente non scopriamo un altro Cagliari. È sempre stato un Cagliari compassato, che ha aspettato l'avversario, che ha tentato di prendere il pallino del gioco, ma anche quando lo ha preso inizialmente non ha mai attaccato con una veemenza tale da poter dire che potremmo aggredire l'avversario. Cercherà, a mio giudizio, di mettere la partita sul piano tecnico, ma non è detto che questo gli venga permesso dall'Ascoli, come vi ho detto prima, che è molto aggressivo sul portatore di palla, quindi bisogna stare veramente molto attenti a questo e cercare di eludere questo dettaglio. Purtroppo la delusione che finora ho vissuto mi porta a pensare che anche oggi vedremo molto probabilmente una squadra più orientata al lancio lungo di quanto sia orientata, e quindi alla spiccicata, con l'aggressività dei giocatori esterni Falco e Luvumbo che andranno alle spalle di Pavoletti, più che pensare a una squadra che sappia manovrare. C'è da dire però che l'Ascoli nelle ultime giornate soprattutto ha subito qualche gol di troppo in contropiede, e per questo a parer mio può essere fondamentale ancora una volta sia Luvumbo che Falco, perché una volta innescati magari dalla bravura di qualche centrocampista possono andare a offendere pericolosamente la retroguardia ascolana. Claudio? Sì, hai detto bene, loro soffrono un pochino quando escono, diciamo, dalla loro area, lo fanno poco perché aspettano, quindi secondo me il Cagliari oggi parte un pochino più forte, ma dato dal fatto che l'Ascoli aspetta, forma 3 blocchi molto uniti a distanza di 10 metri, quindi di conseguenza il Cagliari dovrà per forza di cose prendere il pallino del gioco, però nel momento stesso in cui l'Ascoli recupera palla è lì che bisogna stare attenti. La nostra linea difensiva deve essere molto molto attenta, bisogna assolutamente fare buona guardia, però sugli esterni abbiamo scelto, diciamo, di offendere più che di difendere, perché entrambe le scelte sono voltate forse a una visione più in là, e infatti a sinistra giocherà Carboni e a destra Di Pardo che ha fatto bene nell'ultima partita. Cosa ti aspetti invece il match di oggi, Vitto? Che cresca, perché è un giocatore che deve necessariamente crescere, non è un giocatore ancora che riesce a avere il passo per poter giocare in Serie B, è un giocatore giovane, lo ricordo che ha 23 anni, quindi non è ancora un giocatore che si può bocciare definitivamente, anche se poi questo discorso mi piacerebbe venisse fatto anche per i giocatori sardi che a 23 anni invece, se per caso non sono riusciti a conquistarsi la maglia titolare casualmente e con l'unica possibilità, poi vengono messi in panca o non vengono considerati per niente, o addirittura vengono ceduti. Ecco, Di Pardo ha la fortuna di avere ancora l'occasione di crescere, anche se ha 23 anni, e questo lo possiamo dire per lui, lo possiamo dire per Altare, lo possiamo dire per tanti. Purtroppo, come ho detto prima, non lo possiamo dire per tutti i giocatori sardi. Vedremo un po' come si comporterà questa giovane difesa, perché anche Capradossi non è sicuramente un giocatore anziano, ha fatto dell'esperienza tra A e B, ma comunque è abbastanza giovane. Vediamo come sarà anche la sinergia con Altare, che ultimamente con Goldanica si stava trovando in modo particolare. Comunque stava crescendo a vista d'occhio, giusto? Vittor. Sì, stava crescendo a vista d'occhio, però contemporaneamente dico che a me Capradossi è piaciuto particolarmente nella partita in cui è entrato al posto di Goldanica, quindi credo che sia assolutamente uno che va preso in considerazione. Bellissimo l'incrocio di sguardi tra Dionisi e Pavoletti, perché stiamo parlando peraltro di Dionisi, ha fatto tantissimi gol a Livorno e sappiamo che Pavoletti è livornese, quindi probabilmente la loro conoscenza è una conoscenza che si può ricondurre parecchi anni fa, anche se ricordiamo Dionisi non è toscano, è nato a Rieti, nella patria di Manlio Scopigno. E quindi le squadre si preparano in campo, i capitani appunto Dionisi e Pavoletti, come appena detto da Vittorio. Salutiamo Vittorio, lo ritroveremo tra pochissimo per la cronaca diretta una volta che la partita sarà iniziata, e niente, tra pochissimo, Vitto.
Sì, tra poco, perché la partita sta per iniziare. Era già in set, l'ho disturbato, era già settato, Vito. Tra poco, Vito, Esatto. rimaniamo con Claudio in studio prima di dar la linea al nostro inno, il nostro inno che ci accompagna sempre all'inizio dei match del Cagliari, che speriamo porti fortuna. Siamo già là, siamo già quasi in angolo statistiche. Claudio, sappilo, anche oggi le abbiamo, manca una cosa. Che cosa? Ma l'altra volta le ha azzeccate? Le ho azzeccate anche l'altra volta, ma manca qualcosa nella nostra trasmissione. Cosa? Alessio Non ha scritto? non ha scritto Forza Alessio. Castello. Guarda che se perdiamo Ale non è scritto Forza Castello. Guarda, no. Ale da Padova. No, è un altro ragazzo. Anche lui non ha scritto oggi. Non ha scritto nessuno. Sta per andare a Padova. Ragazzi, stiamo iniziando la partita. Ok, che è lunedì, che avete il vostro lavoro, i vostri impegni, però qua si fanno le cose per bene. Cioè, la scaramanzia è un punto importante in questo studio, diciamo così. Noi siamo praticamente pronti. L'arbitro è lì per dare il fischio d'inizio e quindi noi passiamo la linea al nostro inno. S'alza il vento sulla terra, soffia pettarozzo e blu, i coraggio di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, Cagliari sei troppo e la mia squadra bravo in più e lotterà. Castello canterà. Sempre bellissimo il nostro inno che ci accompagna. Simone Pittau ha diretto davvero appunto un progetto straordinario, perché è davvero emozionante e non mi immagino come sarebbe la sensazione a sentirla allo stadio durante appunto quando le squadre sono tutte schierate, Claudio. Altro che Deve essere molto molto bello. Noi l'abbiamo sentito anche in anteprima e ci ha emozionato tantissimo. assolutamente. Noi abbiamo le chicche, abbiamo le esclusive, abbiamo su queste cose, quindi ce lo giochiamo, ma lo condividiamo molto tranquillamente. Intanto Forza Castello oggi è stato sostituito da qualcun altro, non c'è stato Alessio, non ancora. Ci scrive invece Giacomo dalla Germania, che ringraziamo e salutiamo. Ciao Giacomo. Speriamo di poter vivere insieme delle grandi emozioni in questo Ascoli Cagliari, che è ormai al secondo minuto più o meno, giù di lì. Tra pochissimo daremo la linea a Vittorio Ossanna. Come ti è parso questo inizio, Claudio? No, a parte che sei informissima tu, ma come fai? Cioè, cosa combina? Ero in palestra ecco per quello. Comunque no, è interessante vedere che l'Ascoli è proprio iniziata adesso, ma stanno già tutti sotto la linea della palla. Su una rimessa dal fondo il portiere adesso un po' si gioca, si fa la costruzione bassa. No, il portiere l'ha buttata lunga perché loro sono bravi a conquistare la seconda palla, quindi loro sicuramente interpretano la partita come la partita da Serie B. Esatto, come la squadra che deve fare il risultato nonostante sia in casa, deve comunque dimostrare, perché il timore dei cagliaritani è sempre tanto per chiunque li sfida. Abbiamo visto in queste prime 10 giornate in poche occasioni c'è stata una squadra che è andata a viso aperto a sfidare il Cagliari. Vedremo che sicuramente anche oggi ci saranno di questi problemi da affrontare, ma dovremo aver imparato dai nostri errori. Vedremo un po', andiamo a collegarci con Vittorio Ossanna che ci racconta direttamente cosa sta succedendo in campo. 3 minuti e 2 secondi, 0-0 il punteggio. C'è stato un calcio d'angolo battuto dall'Ascoli che un po' di apprensione ce l'ha creato, ma poi si è risolto tutto con una palla che è stata allontanata e con Dionisi che non è riuscito a concludere. La rimessa con le mani ora per l'Ascoli all'altezza del centrocampo, con Agiapong che dà all'indietro, pallone che può essere controllato dalla squadra bianconera di casa, che dà all'indietro per il portiere Guarna che si prepara al rilancio lungo, calcio in questo momento, palla al di là della linea centrale in una zona laterale a sinistra del dispositivo del Cagliari, palla terminata direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco in favore dei rossoblù con Carboni che va a cercare il Luvumbo, palla che non ritorna a Carboni
Luvumbo però riesce a riconquistarlo, scusate, Macumbu riesce a riconquistarla, non era Luvumbo, indietreggia Macumbu, alla fine rischia di perdere il pallone, non c'è fallo, c'è calcio d'angolo, pressato Macumbu dalla linea centrale del campo fino alla linea del fondo, non è riuscito a disimpegnarsi e ha procurato l'angolo per l'Ascoli. Questo a testimoniare quanto l'Ascoli è stato aggressivo in questa azione. Quinto minuto che è appena iniziato, angolo stavolta ancora, o meglio come prima, dalla sinistra della porta di Radunovic, parte Falasco, parte il cross, il colpo di testa liberale, pallone fuori area, controllato, calcio di destro, pallone ancora deviato, ha calciato il numero 8 della squadra di casa, e cioè per la precisione Caligara, proprio l'ex, pallone deviato in calcio d'angolo, angolo ancora per l'Ascoli, stavolta dalla destra della porta difesa Radunovic, deviazione provvidenziale da parte del giocatore numero 24 Capradossi, ancora la palla dentro l'area, ancora Caligara, altra, no, era la sensazione, scusate, precedentemente raccontata, il pallone sta per essere calciato, sta per ripartire, stavolta il cross, pallone ancora all'interno, un colpo di testa, ribattuto quasi, altro cross sul secondo palo, la sponda verso l'interno, il controllo tentato dentro l'area, sempre la mischia che si accende, l'Ascoli che va al tiro con Radunovic che ribatte di pugno, il pallone rimane dentro l'area, ma c'è anche la bandierina che si alza. Mamma mia, se iniziamo a soffrire dopo 5 minuti in questo modo, insomma, non oso pensare col proseguo della partita. Speriamo che il Cagliari sia stato aggredito dall'Ascoli e magari sorpreso in questo senso, e che pian piano riporti il baricentro verso su, perché insomma reggere un attacco dell'Ascoli fino a questi minuti in questo modo finisce per essere veramente pesante per la squadra cagliaritana, che adesso tenta di impostare andando a sinistra ancora una volta su Carboni, che ritorna invece su Capradossi, da questi a destra per Di Pardo, il pallone ritorna su Altare su Capradossi, praticamente come abbiamo sempre detto i centrocampisti non riescono quasi mai a entrare in possesso di palla, gli riesce la De Iola che mette in movimento Luvumbo, spinto alle spalle, non c'è il fallo, quindi l'azione può proseguire col pallone che ritorna ancora a Luvumbo che parte nel settore di sinistra, Luvumbo ancora tenta l'accelerazione, viene fermato, non c'è fallo, la linea torna quindi alla regia, sempre 0-0 per 6 minuti di gioco. È un Ascoli subito che cerca di mettere le cose in chiaro, magari cercare il gol nei primi minuti per poi ammaestrare, diciamo così, un Cagliari che è rimasto sorpreso dalla partenza dei bianconeri. Sì, l'abbiamo visto anche in delle precedenti prestazioni del Cagliari, dove soffre la squadra che la mette dal punto di vista dell'aggressività. L'abbiamo visto con il Como inizialmente, che non ha giocato a calcio ma ha fatto questo tipo di partita, cioè sono pochi fronzoli, ok? Lanciano questa palla lunga e vanno tutti a pressare. Prima nell'azione che stava commentando Vittorio erano in 7 nella nostra area. Eh sì, sono i mischioni le azioni con cui l'Ascoli riesce effettivamente a rendersi pericoloso, e tra l'altro i calci piazzati sono la loro specialità, anche se un po' croce e delizia. Noi passiamo la linea ai nostri sponsor e torniamo poi subito insieme per seguire la partita tra Ascoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna.
Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio per seguire Ascoli Cagliari, un Cagliari che cerca per la maggior parte i centimetri di Pavoletti per riuscire a smistare il pallone e arrivare nella zona offensiva, ma almeno un Cagliari che adesso si è un po' ripreso rispetto al torpore iniziale e sta iniziando a proporre qualche cosa in più, Claudio. Sì, c'è stata quella fiammata iniziale derivata da un calcio d'angolo, poi e quindi l'Ascoli si è ritrovato tutto nella nostra area. Adesso abbiamo preso un pochino le misure, stiamo lanciando lungo per Pavoletti perché è veramente difficile giocare a centrocampo con questa densità. Ci sono tanti giocatori nel mezzo e non penso sia facile quest'oggi per i centrocampisti come Makumbu giostrare come di solito fa lui, però lo sta facendo molto bene perché stanno scambiando anche le posizioni lui e Deiola, quindi potrebbe essere una buona soluzione. Esterni che potrebbero essere davvero il metodo migliore per scardinare questo Ascoli compatto. Abbiamo già visto intanto che si è acceso Zito Lovumbo perché alla prima occasione ha già fatto estrarre un giallo per gli avversari. Abbiamo parlato dell'importanza di Ajapong nel marcare l'angolano. Ajapong che dopo appena 8 minuti è stato già ammonito, potrebbe essere una chiave questa. Ti dico che non penso che finirà la partita, quindi sì, o lo sostituisce al primo tempo perché Luvumbo sicuro lo fa buttare fuori sicuro. Luvumbo penso che abbia fatto venire dai 7 ai 10 giocatori fino ad oggi. Dovremmo ricontrollarci da lei, per la prossima giornata te la preparo questa statistica. Mi riguardo tutte le partite così vediamo un po', Zito, effettivamente quanti gialli ha fatto estrarre con la sua fisicità, la sua esplosività e anche il suo estro che gli permette di essere imprevedibile agli occhi degli avversari che fanno sempre fatica, tra l'altro anche in una squadra come l'Ascoli che è partita completamente più bassa. Abbiamo visto per esempio un fallo, si stava ribattendo la punizione e 10-11 dell'Ascoli erano nella loro metà campo. Sì, è la loro tecnica, però abbiamo visto 2 minuti fa un bellissimo strappo di Makumbu che ha portato palla dalla sua zona in avanti, quindi ha creato una superiorità mettendo palla esternamente per Di Pardo, bel cross in mezzo, però non ci siamo arrivati. Però è questo quello che dobbiamo fare, non rimanere sicuramente a giocare nel nostro orticello, nel senso semplice così, perché c'è bisogno di saltare le linee avversarie con questi tipi di squadre. Di Pardo si sta prendendo un po' di quella personalità che serve anche a un esterno per riuscire a costruire, forse questo è uno dei punti, una di quelle cose che non si notano, ma la costruzione dall'esterno è fondamentale per tantissime squadre quando si va ad attaccare, anche se poi non si va a cercare solamente la parte laterale del campo, si va anche al centro, ma si parte sempre da là. Sì, hai detto bene, la parte con meno densità, quindi si va a ricercare sempre gli esterni. In più se spingono così tanto è perfetto. C'è da dire che Di Pardo riesce anche ad essere un po' più libero perché lo copre Nandez, Luvumbo gli dà magari una copertura in più perché si sacrifica molto, quindi rendi un ragazzo un po' più tranquillo in quello che deve fare. Speriamo trovi la sua tranquillità anche Carboni, che non è riuscito a esprimersi finora come fatto invece negli ultimi appuntamenti dal laterale di destra che abbiamo citato poco fa, ma noi abbiamo come sempre lo sguardo anche rivolto
guardo al di fuori alle altre partite che si stanno giocando in questo lunedì, che ormai è diventato lunedì sportivo da qualche anno, è finito il primo match di Serie A che era in programma alle 19 o 18:30 penso, 18:30, perché la Cremonese è caduta in casa sotto i colpi della Sampdoria 1-0 per i doriani, che forse, se non sbaglio, trovano la prima vittoria di questa stagione o comunque giù di lì, perché davvero sono sotto le aspettative e dire poco e fare un complimento. Nel primo tempo però c'è stato il rigore per la squadra di casa, la Cremonese appunto, sbagliato da De Sers che si era reso protagonista delle ultime 2 giornate. Infatti gli allenatori non saranno contenti, perché saranno tanti in più quelli che gli hanno dato fiducia soprattutto in un match salvezza come quello con la Sampdoria, mentre il marcatore degli ospiti è stato Omar Colley, quindi difensore centrale, e la Sampdoria trova questi 3 punti importantissimi in trasferta, così come la trasferta di Ascoli è importantissima per entrambe le squadre. L'atteggiamento però sembra adatto alla gara che dobbiamo affrontare. Sì, assolutamente, perché vediamo che anche il Cagliari torna tutti gli 11 dietro la linea della palla, quindi vediamo un grande sacrificio da parte di Pavoletti, dei 2 esterni, dove Falco sta facendo bene sia la fase d'attacco che la fase di difesa, e viene spesso al centro del campo per dare, diciamo, quel raccordo che ci deve essere tra centrocampo e attacco. Quindi un Cagliari che per ora amministrativo, diciamola così, si è messo a specchio rispetto all'Ascoli, non gli concede la profondità per ripartire e trovare appunto la retroguardia rosso-blu sbilanciata, e di conseguenza la partita si sta giocando adesso anche su un po' i nervi, una fase abbastanza di studio, con gli attaccanti dell'Ascoli che cercano per di più di sorprendere un po' la difesa con dei tocchi, delle spizzate che poi possono portare effettivamente a un pericolo che finora non c'è stato, a parte in quella conclusione da fuori di Caligara. No, non c'è stato, sono bravi i centrocampisti, in questo caso i centrocampisti e i difensori del Cagliari, che sono subito aggressivi nell'uomo senza lasciargli il tempo e lo spazio per andare in profondità. Bene Capradossi, ha iniziato bene questa partita, come ha finito bene quella contro il Brescia. Mi è piaciuto veramente tanto quando è entrato Capradossi, molto concentrato, sempre sull'uomo, aggressivo, giocava la palla quando c'era da giocare, quindi una bella sorpresa questo ragazzo. Sono dati importanti quelli di Capradossi, anche perché abbiamo perso un titolare per ora come Goldaniga, e quindi ci serve un sostituto a livello. Capradossi potrebbe essere effettivamente quell'interprete che mancava al Cagliari, se non sbaglio poi l'ha anche acquistato a titolo definitivo, quindi anche per il futuro può essere una chiave. Speriamo, che gli auguriamo sicuramente il meglio sia per lui che per noi, effettivamente. Assolutamente. È un Ascoli che comunque pressa tantissimo i nostri esterni, cioè manda sempre 2 giocatori in pressing sui nostri esterni, non li fa ragionare, li fa andare quasi sempre all'indietro. Abbiamo visto prima l'azione raccontata da Vittorio con anche Makumbu, che era passato sulla parte esterna ed è stato portato fino addirittura alla sua linea di fondo, ma l'abbiamo visto anche con Falco Lovumbo, che ogni volta che ricevono il pallone vengono subito attaccati con raddoppio. Sì, è un 5-3-2, Andre. Hanno avuto la fiammata iniziale, adesso sono completamente dedicati alla difesa, alla fase difensiva, dove Makumbu sta salendo in cattedra, perché è già la seconda volta, se non sbaglio, che fa questi strappi centralmente, non riescono a prenderlo. Questa potrebbe essere un'arma molto positiva in favore del Cagliari. Speriamo che l'ex Maribor sia determinante come lo è stato contro il Cittadella, in cui ha trovato la sua prima rete con la maglia dei sardi, che sia la seconda, dai, troviamo la seconda, che anche perché se lo merita. Le partite comunque sempre a livello, è probabilmente il giocatore più positivo insieme a Mancoso di questo inizio di stagione. Sì, assolutamente, è un giocatore, una bellissima sorpresa quella che vediamo, perché non solo è bravo tecnicamente, ma fa la giocata giusta nel momento giusto. Atleticamente, per chi l'ha visto, può fare 2 partite intere, è un po' come atleticamente, è un po' come Nandez, lo vedi in attacco, lo vedi in difesa, quindi è l'arma in più di questo Cagliari. Sicuramente merita altri palcoscenici. Speriamo di dargli noi questi palcoscenici, tornando su e costruendo un progetto che sia a livello. Speriamo possa essere questa la miccia che fa infiammare un progetto così ambizioso, ma ce lo andiamo a far raccontare direttamente da Vittorio Sandro.
19 minuto iniziato da 10 secondi col Cagliari che riparte, Falco che porta palla centralmente, ancora Falco, la palla sul sinistro, calcia scivolando e perde di intensità quello che poteva essere un tiro interessante, facilitato quindi dall'intervento di Guarna. Non ne abbiamo parlato, ma il terreno di gioco è in pessime condizioni e questo non facilita certo la squadra che vuole giocare al calcio. Il Cagliari ha avuto l'iniziativa per lunghi tratti, anche perché l'Ascoli gliela cede, ma giocare in un campo così non è assolutamente la cosa più facile di questo mondo. Ci sono dei tratti dove l'erba scompare del tutto, pallone che adesso viene gestito ancora dai padroni di casa quando siamo al 19° minuto, tocco laterale in favore di 40 e poi giocata centrale con cambio gioco di Falasco che riesce a servire uno del Cagliari, cioè Macumbu. Nandez a destra, ancora per Falco che ha iniziato molto bene, ancora Falco, punta l'avversario, va verso l'area di rigore, Falco, il cross, la palla rimane là ma viene poi allontanata della retroguardia dell'Ascoli, insiste il Cagliari con Capradossi, tiro ribattuto, insiste Luvumbo nel duello con il Adiapong che non lo molla, l'ultimo tocco è di Adiapong, la rimessa con le mani dovrebbe essere l'ultimo tocco di Luvumbo, la rimessa con le mani e quindi per l'Ascoli, 20° minuto che sta andando via con la rimessa in gioco in favore della squadra ascolana. Ecco la Adiapong pronto a effettuarla all'altezza della linea che delimita l'area di rigore, quindi in zona difensiva, lascia poi l'incarico a Simic, lui si sposta un poco più avanti. Eccolo che adesso può rimettere in gioco Simic, pallone sulla lungolinea dove c'è il colpo di testa in ribattuta di Carboni, pallone che si è impennato, Luvumbo alla caccia della palla, con lui anche Pavoletti, il tocco all'indietro per il portiere Guarna che può controllare e poi appoggiare lateralmente nella zona in cui agisce ancora il suo difensore 40, pallone centrale, pressing del Cagliari, attenzione, c'è ora Nandez che fa dare fastidio ai giocatori bianconeri, Simic che lo aggira, ritorna su Guarna, pressing alto del Cagliari. Devo dire che comunque sia, se l'Ascoli continua a darci tutto questo campo, è molto probabile che questa possa essere partita in cui anche il nostro Pavoletti potrebbe trovare il gol, perché cross ce ne sono stati oggi più di tutti quelli nel resto del campionato, altro cross basso, allontanato e Ascoli che recupera. 21° minuto, sempre 0-0 al Del Duca e Linea che torna allo studio. Torniamo quindi insieme a commentare questo match, non in presa diretta ma in presa relativa, sì, mettiamola così. Un minuto indietro, un minuto e mezzo indietro. Qualcosa, esatto. E intanto diamo anche un aggiornamento dagli altri campi, perché è iniziato anche l'altro match di Serie A di questa giornata che si sta concludendo in questo lunedì 24. Il gol è arrivato da Gunther, che quindi trova la sua seconda rete consecutiva e porta in vantaggio il Verona sul campo del Sassuolo. Dopo appena 2 minuti si è già sbloccato l'ultimo match di Serie A per quanto riguarda appunto questa settimana. Un Cagliari che sta costruendo bene, sta cercando i suoi interpreti, non si arrende e soprattutto cerca di giocare a calcio, nonostante, come ha detto Vitto, come abbiamo visto soprattutto dal colore del campo, per chi sta guardando la partita, il campo non è molto... Cioè, prendete il campo, dividetelo in senso verticale, a metà una parte è un campo da calcio, l'altra patate, esatto. cipolle ci puoi mettere. Nonostante questo però noi stiamo costruendo partendo dalla difesa, il centrocampo sta andando molto bene con De Jong e Nandez che sono molto aggressivi e fanno anche le giocate giuste con triangolazioni, si inseriscono, e Macumbu che sta prendendo in mano la squadra. Si sta facendo molto bene anche Falco. Andrea, non so cosa ne pensi, ma questi 20 minuti sta facendo veramente bene. A me non è mai dispiaciuto Falco come giocatore, a me piacciono molto i giocatori tecnici che riescono a essere esplosivi nel corto, soprattutto riescono a dare quel non so che in più che ti possa sbloccare la partita, e sì, è entrato veramente bene nelle gerarchie cagliaritane l'ex Lecce tra gli altri. E intanto è arrivato scaramanticamente il messaggio di Alessio che ci augura forza Casteddu. Ciao Alessio, come sempre, e visto che la scaramanzia ora è ripristinata possiamo parlare dei precedenti con l'Ascoli che sono 33, 13 le vittorie rosso-blu, 12 i pareggi e 8 le vittorie per quanto riguarda i bianconeri. Però il bilancio cambia davvero tanto se poi si va a vedere le partite giocate lontano dalla Sardegna, perché su appunto
punto trovato perso un attimo. Su 17 match giocati il Cagliari ha vinto solo in 2 occasioni, 9 i pareggi e 6 le sconfitte, 6 su 8 totali. L'Ascoli è riuscito a imporsi contro i cagliaritani, soprattutto quando ha giocato tra le mura amiche. Speriamo non sia questo il caso, speriamo sia la generale a dettarci. Intanto c'è stata un'altra azione, Claudio. Un'altra azione con una bella palla, se non sbaglio, di Pardo, un'altra bella palla messa in mezzo da Di Pardo, con Pavoletti che è andato di testa, palla alta, scusate. Però interessante la costruzione che sta avendo nel Cagliari nonostante il campo. Li vedo come atteggiamento, proprio un atteggiamento positivo e propositivo, quindi questo ci fa ben sperare. Le statistiche come sono, positive e negative, perché stavo guardando la partita e non ti ho ascoltato. Mamma mia, Claudio non ascolta, cioè, ma vi sembra che io faccia, io mi metto, io faccio tutte le statistichine così anche lui è tranquillo? No, non mi ascolta neanche. No, in totale abbiamo la supremazia, perché su 33 match 13 vittorie e 8 sconfitte. Fatto bene a dirle allora. Certo, non l'avrei detta. L'unica volta che l'abbiamo detta non era a nostro favore, ma l'abbiamo perso. Quindi lì non si citano le statistiche. Fammi salutare Ale. Ciao Ale. Come sempre, grandissimo che ci scrive sempre. Scriveteci anche voi se volete interagire con noi, dirci cosa ne pensate della partita, fare qualche appunto, dire a Claudio che non ne capisce. Possiamo dire tutto, possiamo dire 340 51 86 036 appunto per interagire su WhatsApp con Radio Super Sound. È la trasmissione a suon di gol. Il Cagliari attacca dal lato destro, un Cagliari che davvero, Pavoletti oggi mi sta piacendo particolarmente. Non ha fatto, diciamo, niente di eclatante, ma quando vedi un giocatore giocare bene, fare quello che gli viene chiesto, sacrificarsi nonostante l'ambizione che le prime punte hanno sempre, perché l'attaccante la cosa che vuole fare di più è segnare, ma Pavoletti è un altro livello di uomo. Sì, sta giocando a completa disposizione della squadra, non lo troviamo solo punta centrale, ma svaria in tutti i fronti dell'attacco, lo troviamo a destra, dalle sponde giuste. Questo di cambiare posizione, dà la possibilità a Luvumbo e a Falco di occupare quella parte centrale, creando un po' quella confusione nella squadra avversaria. Quindi sta facendo una partita di grandissimo sacrificio. E infatti abbiamo visto Falco pochi minuti fa entrare e andare dall'altra parte proprio grazie al movimento, al tagliafuori, come detto in prepartita da Vittorio Sanna. Comunque il campo è incredibile, cioè sembra un filtro, sembra il filtro che a un certo punto scatta il filtro e cambia completamente. Cioè, Falco secondo me va a sinistra spesso perché là non ci vuole correre. Sì, no, molti non stanno in piedi davvero, è assurdo. Anche i giocatori dell'Ascoli non stanno scivolando tanto, quindi non penso siano abituati a un campo del genere, imbarazzante. Davvero un brutto spot. Intanto Carboni si è esibito in una bella chiusura difensiva su una ripartenza ascolana dalla sinistra, ha messo la palla in calcio d'angolo, verrà battuto tra poco fallo laterale direttamente, ottimo, ancora meglio diciamo. Vediamo un po' come si sviluppa. Intanto andiamo anche a controllare un po' gli altri risultati, perché oltre alla Serie A giocano anche le altre partite. Ve le introduciamo: West Brom contro Bournemouth per quanto riguarda la Premier League, mentre svoliamo in Spagna e abbiamo Celta Vigo contro Getafe, pronte a darci emozioni. Vediamo soprattutto per chi ha scommesso perché o abbiamo tifosi del Celta Vigo, Getafe, West Ham o Bournemouth, o se no è per quello è per quello, se no solo per amore. Tifo il Celta Vigo. No, assolutamente. Io guarda che io tifo lo Swansea in Premier League, quindi ci sono tanti tifosi che inaspettati, mettiamola così, ma le squadre si amano senza motivo. Tanto ci ha provato l'Ascoli qualche istante fa. Tra poco vi racconteremo l'azione, ma per ora lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Un Cagliari votato all'attacco oggi, dobbiamo dirlo, siamo tornati in studio, stiamo seguendo come sempre Ascoli Cagliari, una partita che è iniziata ormai da un po' meno di mezz'ora e che ha visto comunque le due compagini cercare di offendersi, ma il Cagliari effettivamente fare la partita dopo un inizio un po' più sostentato dell'Ascoli, diciamo così. Sì, un inizio proprio, intanto adesso il portiere che spinge Luvumbo, sì. Senza motivo, così. Per il gusto. Per il gusto di spingerlo. Per il gusto. Guarda che non è stato, io ho visto qualche highlights, ha fatto qualche errore in passato nelle sue prestazioni, non è stato sempre impeccabile. Speriamo che anche oggi possa concederci qualcosa. Qua Luvumbo che un po' provoca, abbiamo un po' provoca. Mi spingi sì, questa scena è bellissima. Il portiere che mima un pugno addirittura, cioè, sono davvero i ragazzini quando si accusano di cose che non sono mai successe, ma noi abbiamo la prova televisiva per effettivamente guardare effettivamente quello che accade. E parlavamo di precedenti, parlavamo di highlights, quello in cui soffre per la maggior parte l'Ascoli sono i calci piazzati, che sono stati anche la cosa migliore, diciamo croce delizia un po' di questa squadra, tanti gol presi, tra cui nella sconfitta di Palermo addirittura tutti e tre arrivati per calcio piazzato. Sì, intanto ho perso un attimo il fiato per una giocata di Macumbo, ragazzi, sta facendo una partita a Macumbo di livello è stratosferico. Comunque loro sono tanto bravi in attacco sui calci piazzati quanto non bravissimi in difesa, tendono a mollare le marcature, non sono ben organizzati, quindi bisogna sfruttarle maggiormente, ma anche lo stiamo vedendo anche nelle palle messe in movimento nelle fasce laterali che non tengono bene l'uomo. Se riusciamo a mettere una bella palla magari non sul portiere potrebbe essere una soluzione. Stiamo riempiendo bene l'area. Sta covando Pavoletti, sta preparando perché ci vuole, lo vogliamo, oggi vogliamo il gol di Pavo, cioè in realtà vogliamo qualsiasi gol, però il gol di Pavo soprattutto, sì. Se lo merita, oggi fa gol. È un giocatore che oltre ad essere il capitano della squadra, è un giocatore che si mette sempre al servizio degli altri e si mette sempre in secondo piano per quanto riguarda l'ego, e questi sono gesti che poi non a volte, sempre valgono più delle grandi giocate, sinceramente. Sì, sono le caratteristiche del leader, no? Il leader non c'è bisogno che parla tanto, deve dare l'esempio in questo senso, ok? Dandosi da fare, sacrificio, mai una parola fuori posto. E attenzione perché qua azione confusa e sì, a quanto pare Radunovic ha effettivamente toccato l'avversario perché c'è stato un errore di Capradossi in lettura, perché arrivava una palla abbastanza semplice che Capradossi ha lasciato rimbalzare, è arrivato l'attaccante avversario travolto da Radunovic, ma dobbiamo capire un attimo se ha preso prima la palla o l'avversario e se c'è effettivamente il contatto, perché diciamo che il volo è impressionante, bisogna capire se effettivamente l'ha toccato, ma c'è il VAR per questo, c'è appunto, vediamo un po' dalle prime immagini, è molto generoso come rigore, è molto generoso come rigore, perché è vero che forse il piede sinistro tocca il polpaccio sinistro di Radunovic, ma effettivamente ha mimato un tuffo che te ne cagnotto proprio, scansati. Ma magari a quella velocità a replay non sembra, a replay non sembra, o almeno deve essere valutato, secondo me deve essere richiamato all'arbitro per valutare effettivamente se c'è il contatto o meno, perché non è una cosa certa, diciamo così.
non è una cosa certa, vediamo un po' se confermerà o meno, ma ce lo andiamo a far raccontare direttamente da Vittorio Sanna. Calcio di rigore che sta per battere Dionisi, quindi accordato il rigore, poi vi dico la mia. Parte Dionisi, tira il gol, spiazzato Radunovic e l'Ascoli è in vantaggio. La cappellata, ragazzi cari, l'ha fatta Giorgio Altare, non si fa mai, è andata a dire tua, cioè praticamente si è fermato invece di intervenire, allargando le braccia e aspettandosi che andasse il portiere a prenderla, non rendendosi conto che queste cose le deve comandare il portiere e non il difensore, sono cappellate da terza categoria, non si fanno queste cose. Tua, gli ha detto tua e il portiere è in ritardo, è andato a correre nella speranza di prendere il pallone e sono stati uccellati tutti quanti. Una cosa che non si vede in terza categoria, ragazzi, veramente incredibile. Rubato il tempo quindi a tutti e tre i difensori, 3 contro 1. Capradossi, Altare, Radunovic, si è infilato il giocatore e Radunovic, che era in ritardo rispetto al Tua che urlava Altare, è stato costretto a fare il fallo per evitare che gli andasse via il giocatore. Rigore trasformato da Dionisi e adesso tutto quello di buono che è stato raccontato, perché effettivamente il Cagliari ha occupato la metà campo, il Cagliari è andato ad attaccare con regolarità, ma il Cagliari non ha avuto ancora un'occasione. Ora bisogna anche concretizzare qualcosa, perché altrimenti è la solita gazzosa che non porta a niente. Macumbu, la palla in avanti, Luvumbo che tenta di voltarsi, ancora il tentativo di Deiola, a sinistra c'è Carboni, ancora break con l'Ascoli che riparte con Agiapong che si sposta ancora verso destra, istituita da Macumbu, la palla servita ancora lateralmente per il 18 Colo-Colo, il pallone però ancora una volta è lisciato dopo la scivolata e parte Nandez, controffensiva, la palla per Luvumbo a sinistra, Luvumbo che parte, accelera Luvumbo, il cross all'interno, colpo di testa a liberare, arriva ancora Deiola, lo stop però non riesce, quindi ancora l'Ascoli, si sono allungate le squadre, attenzione perché da quella parte tenta di ripartire ancora l'Ascoli con il pallone che viene giocato da Agiapong, bravo in questo caso Carboni ad aspettarlo, gli porta via la palla, riparte lui, palla al piede, conquista da 3 quarti, ancora il tocco laterale per Luvumbo che parte da 3 quarti, aspetta rinforzi, vede arrivare Macumbu, lo serve, il tocco centrale per Falco, ancora Macumbu, cerca il dialogo, non riesce a servire immediatamente Di Pardo che è costretto ad allargarsi, raggiunge il pallone, Di Pardo incrocia in questo caso con Nandez, la palla ancora per Macumbu, bisogna concretizzare, Macumbu che parte, si gira, tenta di fare l'uno contro l'uno, lo scambio con il compagno e alla fine non riesce nel ripartire l'Ascoli. C'è il fallo del Cagliari, 35 minuti 38 secondi, l'Ascoli in vantaggio per la cappellata difensiva combinata tra Altare e Radunovic, ma devo dire che la responsabilità maggiore è stata quella del difensore. Non devi mai aspettarti niente dagli altri, bisogna essere causativi, tu capisci, o meglio voi capite di cosa parlo, non puoi aspettarti che l'altro faccia quello che tu hai pensato, devi essere tu a evitare che il pallone possa essere preso. 37esimo che è appena iniziato, giocatore a terra per l'Ascoli e noi diamo la linea allo studio. Purtroppo il risultato è cambiato, Ascoli 1, Cagliari 0, sul rigore ha segnato Dionisi, linea allo studio. E quindi un Cagliari che è sotto nel punteggio nonostante una partita sicuramente svolta meglio fino a questo punto dalla visione del possesso, del controllo, ma adesso l'Ascoli gioca, adesso è successo quello che loro volevano, ovvero passare in vantaggio e possono rimanere lì a difendersi. Sì, ha detto bene Vittorio, cioè abbiamo costruito veramente tanto, stavamo facendo una buonissima partita su tutti i punti di vista e poi è bastato un episodio che ci è costato molto caro. Veramente non esiste, erano i due, Altare e Capradossi, che chiaramente Capradossi nel momento stesso in cui vede che Altare sta andando sulla palla quasi si sposta, Altare chiama tu al portiere, è una cosa che non c'è tanto da aggiungere a quello che ha detto Vittorio sinceramente. Il contatto c'è stato, non c'è stato, rimane l'errore.
Il contatto forse c'è stato, ma non era così determinante, mettiamola così, cioè nel senso forse anche dagli occhi dei tifosi lo vediamo, perché in un'altra situazione avremmo commentato in maniera differente, non lo so, è una di quelle situazioni al limite che vanno interpretate. L'arbitro dal campo ha deciso il calcio di rigore perché effettivamente sul momento alla velocità normale era palese, cioè sembrava proprio palese il rigore. Poi rivisto al replay un contatto non troppo eccelso, ma comunque punizione dagli ultimi 11 metri che è stata battuta da Dionisi, che ha trovato tra l'altro il terzo gol consecutivo e non si ferma. Dionisi continua a segnare, intanto il Cagliari ci ha provato con Nandez che non è riuscito a trovare la deviazione aerea a causa di una scivolata, con l'avversario che ha ben pensato di franargli addosso, l'ha abbastanza travolto. Nandez è dolorante al sopracciglio. Bisogna trovare il pareggio e sarebbe ancora importante farlo prima del fine del primo tempo. Sì, è molto molto importante. Un Cagliari che però si è ripreso bene dallo shock del rigore, perché la trama non è cambiata. Stiamo continuando ad attaccare, a provarci con le misure giuste. Luvumbo che ci sta che sta continuando a fare confusione nella difesa avversaria, però in questo senso l'Ascoli ci va a nozze un po' su queste cose qua. Bisogna veramente, è stato un episodio, bisogna avere la consapevolezza che la partita la stavamo facendo noi, ora ci prendiamo noi le responsabilità, no? Diciamo il senso causativo di Vittorio, ci prendiamo le responsabilità di quello che è successo e ci rendiamo proattivi, cioè ci attiviamo per far cambiare questo risultato. Ci prova proattivamente la squadra rossoblù con un calcio d'angolo che qualche istante fa è terminato al lato. La deviazione congiunta quasi di Capradossi e Pavoletti, sono un po' disturbati i due giocatori della squadra sarda. Palla che è finita al lato neanche di troppo, era una buona opportunità perché il cross era stato battuto molto bene, ma ci vuole questa fase offensiva e ci vuole, come ha detto Vittorio, che si creano le occasioni, perché effettivamente se poi andiamo a vedere i pericoli maggiori, l'altro pericolo maggiore è stato il primo, quello di Caligara sul tiro deviato che ha dato l'impressione del gol. Sì, al primo minuto loro sinceramente hanno fatto il primo minuto dove hanno avuto una neanche palla gol, sì. E il gol, quindi rimaniamo positivi, ricerchiamo chiaramente di rimettere in pareggio il risultato prima del fischio del primo tempo, che sarebbe la cosa molto molto positiva, perché l'Ascoli è molto bravo a chiudersi dietro, cioè a loro non gli interessa giocare bene al calcio. Ma poi mi sembra una squadra molto emotiva l'Ascoli, ti dico la verità, perché quando il Cagliari stava facendo la partita andavano a sbagliare anche i passaggi più semplici e soprattutto hanno quasi paura, cioè si sta già perdendo tempo, si è solo nella prima frazione, quindi diciamo che è un pareggio magari il più presto possibile, in modo che le loro certezze ancora non si costruiscano, può essere determinante e si può ancora recuperare questa partita, perché siamo solo al 40°, c'è tanto tempo da giocare. Forza, bisogna mettersi sotto e effettivamente andare a scardinare una difesa che finora ha concesso poco e niente, nonostante i limiti tecnici della squadra. Sì, continuare così come stiamo facendo, continuare senza frenesia, senza paura di provare la giocata, senza la paura di provare l'1 contro 1, che continuando così prima o poi il gol arriva. Ci proveremo sicuramente dalla lunga distanza con le palle inattive, abbiamo dei saltatori importanti in mezzo all'area, quindi loro non sono una squadra come hai detto tu emotivamente forte, perché anche adesso come vedi sono 11, non ti dico dietro la linea della metà campo, ma ancora prima, cioè sono sì, prima della tre quarti, sono quasi. Prima della tre quarti. Non sarà facile, ma dobbiamo sfruttare tutte le armi che abbiamo a disposizione. È un Cagliari che quindi continua imperterrito a cercare di offendere, e lo fa con il suo interprete forse più esplosivo, più frizzante, chiamiamola così, Zito Lovumbo, che si conquista l'ennesimo fallo in zona offensiva, e qua effettivamente il contatto tra Lingoi e Radunovic è invece sul piede destro, a quanto pare gli ha schiacciato il piede, è stato quello però la determinante che ha fatto sì che venisse fischiato il calcio di rigore, ma non ci interessa più, è andato, ormai il rigore è andato, il gol l'abbiamo preso, dobbiamo reagire, dobbiamo farlo come sappiamo e con i giocatori soprattutto caratteristici che abbiamo, perché io davanti lì in mezzo al campo io non vedo assolutamente partita, cioè Makumbu, De Jong,
Viola, Nandez, con Rog che può entrare, Viola, tutti comunque i giocatori che abbiamo in quella parte del campo, dobbiamo davvero avere il pallino del gioco, perché se non abbiamo il pallino del gioco contro un Ascoli così modesto è grave, sarebbe ancora più grave. No, ma neanche lo diciamo, perché effettivamente il Cagliari ha il pallino del gioco, quindi dobbiamo semplicemente continuare così con pazienza. Luvumbo sta facendo un'ottima partita, sta sbattendo a destra e a sinistra, prova a puntare l'uomo e prova intelligentemente a prendersi punizioni. Anche un minuto fa, se non sbaglio, abbiamo avuto un'altra occasione su calcio piazzato. Ecco, dobbiamo sfruttare bene queste occasioni che ci danno. Sì, perché anche quando poi effettivamente l'Ascoli ributta la palla in avanti sui calci piazzati, non lo fa con quella convinzione e con quella tranquillità. Mamma mia, Macumbu, che gioco di gambe, ragazzi, è veramente forte. Il centrocampista arrivato in estate alla corte di Liverani ha quel passo in più, quella scelta di fare la tecnica. È bello da veder giocare, è bello ed efficace, che è molto importante. Soprattutto poi sa prendersi responsabilità nei momenti in cui è pressato, che è una cosa che ti fa, secondo me, fare il salto di qualità tra un giocatore di una categoria e un'altra. Assolutamente. Poi questa responsabilità la trasmette anche agli altri compagni, che gli danno la palla anche se è marcato, quindi bene. Poi in fiducia, speriamo possa essere davvero determinante ai fini del risultato. È un Cagliari che continua comunque, anche se non in modo del tutto efficace, se non in modo del troppo velenoso, ma è sempre là che entra con Luvumbo. E qua questo è calcio di rigore, signori, qua ci sarà bisogno di intervento del VAR, perché Luvumbo qualche istante fa è entrato in area con il difensore che è andato a prendere la palla, a cercare di prendere la palla con la testa, e ha colpito effettivamente il giocatore angolano, tra l'altro in un mezzo sandwich. Questo è il rigore. Ora dimmi la differenza tra questo e quello. Assolutamente. Questo ha fatto una scivolata di testa, che già il gioco pericoloso sarebbe punizione a 2 in area, solo per l'intervento è già punizione a 2 in area. Se poi andiamo effettivamente a vedere il contatto, secondo me ci possono essere gli estremi, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara, che invece ha lasciato giocare. Si gioca dall'altra parte. Aiuto, c'è Dionisi col piedino caldo, bisogna disinnescarlo, perché ogni volta che ottiene un po' di spazio riesce a rendersi pericoloso. Intanto però passiamo la linea a Vittorio Sanna, che è pronto a raccontarci questi minuti di recupero. Sì, minuti di recupero che iniziano in questo momento, con il Cagliari che continua a attaccare. Speriamo che lo possa fare con maggiore efficacia, perché per ora manovra che non ha portato ad occasioni a gol nitide. Insiste la squadra rossoblu in questo momento con la rotazione della palla, passaggio all'indietro di Pardo, il tocco di Altare per Falco, che lavora molto per cercare di cucire i reparti e si allontana dall'attacco. Attenzione a Carboni, il cross di Carboni, la palla che viene ribattuta in qualche modo e finisce in calcio d'angolo. Vediamo se il Cagliari riesce a battere questo calcio d'angolo. 26 secondi per la battuta dalla destra della porta di Guarna. Si è affrettato Pavoletti ad andare a recuperare il pallone per poter piazzarlo nel quadratino che serve, scusate, nel quadrato del quarto di cerchio che sta sotto la bandierina. Tutto pronto per la battuta. Dalla destra si è portato Macumbu, che sta per cassare all'interno dell'area. 4 secondi ancora alla fine, l'angolo verrà battuto, la rincorsa di Macumbu, la palla nel mucchio, il colpo di testa in anticipo, il pallone che si è impennato, va al tale, rimane il pallone sul posto, ma l'arbitro fischia alla fine del primo tempo e dice che si può andare a riposare dopo i primi 46 minuti di gioco. Ascoli 1, Cagliari 0, il gol sul rigore di Dionisi per una cappellata della difesa cagliaritana. Davvero un peccato questo vantaggio ascolano, perché comunque abbiamo visto una partita che non racconta il risultato effettivamente maturato, e speriamo che si possa rimettere in fretta nel secondo tempo. Vito, tu toccheresti qualcosa di questa formazione? Nel Cagliari in questo momento aspetterei ancora un pochino. Nel frattempo ti dico che ci sono 2 giocatori che probabilmente usciranno nell'Ascoli. Uno è Adiapong, che è ammonito e secondo me non lo terrà in campo e farà entrare al suo posto colui che è il titolare. Donati ha tenuto in panchina, ma soprattutto c'è Dionisi,
che si tocca la parte posteriore della coscia, quindi è probabile che Dionisi sia costretto ad uscire, e ti dico che questa è una bella notizia, anche se sportivamente non si dovrebbe dire, perché Dionisi anche poco fa ha avuto un pallone, mezzo pallone, e stava per monopolizzarlo del tutto. Per quanto riguarda il Cagliari, io credo che ci sia da arricchire il reparto d'attacco. C'è questo ibrido che ancora non abbiamo del tutto risolto, che secondo me bisogna per una volta andare a rivedere, cioè il fatto che secondo me due attaccanti insieme debbano giocare anche vicini, non necessariamente uno largo a destra e uno a sinistra. Ho sottolineato il fatto che uno degli attaccanti, Falco, sembra costretto ad andare a cucire da altre parti, quindi quello che un tridente di fatto tridente non è, perché poi se consideri che anche Luvumbo parte da lontano, i cross sono solamente dentro l'area per Pavoletti o per chi riesce a arrivare a intensificare la presenza dentro l'area. Bisogna fare qualcosa di più, avere quasi costantemente due giocatori dentro l'area per ruolo e non perché si devono spingere all'improvviso, e a questi aggiungere quelli che poi si possono anche catapultare in avanti nel momento in cui si crea lo spazio. Ecco, il Cagliari deve smettere di mettere dentro questa squadra che è un falso tridente, perché tridente non è, e che diventa, così come l'Ascoli diventa un 5-3-2, nel Cagliari molte volte noi diventiamo un 4-5-1. Ecco, non ha molto senso giocare così. E quindi vedremo quali saranno le scelte nel corso del secondo tempo. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito per commentare questa prima frazione di Ascoli Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la Tinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vieni fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio Ascoli Cagliari 1-0 quando sono finiti i primi 45 minuti. Un errore difensivo ha macchiato una buona prestazione dei sardi, che però, come diceva Vittorio precedentemente, non riescono effettivamente a rendersi così velenosi. Vitto? Era per me, sì, devo ripetermi. Secondo me tenendo così lontano la prima punta dagli altri, lasciandola soprattutto sola dentro l'area, aspettandoti che venga accompagnata dagli inserimenti di Macumbu e di Deiola, insomma non è così semplice. Il Falco, lo abbiamo visto, lavora tanto lontano dall'area, Luvumbo parte comunque lontano dall'area, e alla fine quelli che sono dentro l'area sono sistematicamente Pavoletti. Quando ce la fa si aggiunge Falco, si aggiunge Hernandez, però diciamo che alla fine sui cross in particolare il Pavoletti è quasi sempre solo. Per quanto riguarda invece il centrocampo, un centrocampo che sta svolgendo al meglio, diciamo così, le sue compiti, o ti aspetti qualcosa in più dai tre che oggi stanno interpretando questa partita? Ma stanno giocando bene, secondo me l'equivoco continuano a essere i due attaccanti esterni, cioè Luvumbo e Falco, che secondo me sono troppo esterni, troppo lontani dall'altra punta, e che non lavorano da punte, ma lavorano molto spesso da esterni proprio di centrocampo, perché poi partono da lontano. Se invece questi due giocatori fossero più vicini alla punta centrale, qualcosa cambierebbe, lasciando il compito di crossare ad altri. È chiaro che Luvumbo lo devi tenere in una posizione
larga se lo vuoi sfruttare, ma contemporaneamente a quel punto lo puoi far giocare anche punta centrale, come è stato fatto nella gara con il Brescia, senza riferimenti, ma avendo 3 giocatori che poi si cercano e si avvicinano l'un l'altro. Quello che non mi veniva da citare non è l'1-1 ma l'1-2 che è stato cercato e anche nell'1-2 molte volte i due giocatori non riescono a trovarsi, perché comunque sia sono giocatori che arrivano da zone diverse, che sono scambiati magari la posizione e non che sviluppano quel gioco in modo costante, lo sviluppano quasi in modo occasionale. Servono un po' più di abitudini, diciamo così, un po' più... Serve un po' una squadra un po' più offensiva, perché ci è stato presentato il gioco di Liverani come un gioco offensivo. Io questo gioco offensivo non l'ho ancora visto, perché ripeto, è inutile mettere 3 attaccanti potenziali, uno larghissimo da una parte, uno larghissimo dall'altro e uno solo in mezzo. Così facendo è difficilissimo poter trovare la possibilità del gol, soprattutto se butti palloni dentro. Buttando palloni dentro o hai densità di uomini anche tu dentro l'area, oppure con 3 difensori dell'Ascoli, Pavoletti, metti che si aggiunga un centrocampista, sei sempre sotto numero, e quando sei sotto numero è sempre più complicato prendere la palla. In precedenza ci hai detto che non cambieresti niente effettivamente al primo tempo, ma chi pensi possa essere? Sì, no, ma più in là, chi pensi possa essere effettivamente un giocatore che può spaccare questa partita? Ma secondo me sono questi giocatori che possono rendere di più. Al limite l'unica possibilità è quella di giocarci il cambio giusto per tirare il fiato, perché comunque sia la formazione, ecco, c'è Rogue che potrebbe entrare e dare un passo diverso al centrocampo, però insomma i 3 centrocampisti non stanno giocando male, Palidis, Iola e Nandez non stanno giocando male, quindi non li toccherei. Io piuttosto insisto, modificherei un po' l'assetto e quindi magari sposterei o Luvumbo o Falco vicino a Pavoletti, o addirittura Luvumbo e Falco insieme con un giocatore che può giocare alle loro spalle, che possa in qualche modo approfittare di questo. Quindi più che cambiare giocatori io passerei al trequartista con 2 attaccanti puri, anche perché Falco abbiamo visto la sua utilità nell'unire, nel cucire il tutto quanto. Faccio la stessa domanda a te, Claudio: chi potrebbe essere un interprete che sarebbe pronto a spaccare questa partita? No, anche secondo me questi sono gli interpreti. Più che altro un'idea potrebbe essere quella di non far avanzare tanto i nostri esterni di difesa, in modo che le nostre due ali, quindi Luvumbo e Falco, possono essere liberi sì di mettere queste palle dentro, ma avere quindi Nandez che non si deve più occupare della copertura e De Iola che anche lui non si deve preoccupare della copertura su Carboni, però dentro l'area, cioè facciamo densità dentro l'area, facciamo mettere i palloni, va bene, a Luvumbo e Falco, però abbiamo 2 giocatori in più in mezzo con Makumbu che gli va a sostegno, e i 2 nostri laterali si preoccupano più della fase difensiva, perché se no è inutile, se porti indietro De Iola e Nandez per coprire le avanzate di Pardo e Carboni, e in area c'è sempre e solo praticamente Pavoletti, quindi è la stessa cosa. Quindi comunque si può anche a livello di atteggiamento, senza cambiare niente. Abbiamo visto 2 soluzioni diverse date dai nostri opinionisti. Vediamo un po' quali saranno le soluzioni scelte da Liverani, che si trova a combattere una bella gatta da pelare, perché poi effettivamente l'Ascoli ora si chiuderà completamente in difesa, soprattutto dopo i primi 20 minuti del secondo tempo. Mi aspetto una gara molto spezzettata e già l'abbiamo visto in questo finale di primo tempo, Vito. Sì, no, ripensando all'interpretazione di Claudio, che è veramente interessante, quella che è il fatto che tu debba far salire Carboni e Di Pardo ti porta a fare indietreggiare 2 che si possono buttare dentro l'area come Nandez e De Iola. Effettivamente è così, quindi stai facendo salire 2 che poi ti mettono la palla dentro, ma contemporaneamente da dentro il campo hai fatto indietreggiare 2 che sarebbero quelli che invece devono entrare dentro il campo. Effettivamente è una contraddizione. Sarebbe molto più logico quello che ha detto Claudio, quindi 2 soluzioni, o quella del trequartista oppure quest'altra, con i 2 esterni un po' più legati alla linea di difesa, senza che debbano spingere fino al fondo, lasciare che questo compito lo ricoprano Luvumbo e Falco, senza chiedere a loro di indietreggiare, chiedendo invece a Makumbu, De Iola e Nandez di buttarsi dentro quando Falco e Luvumbo vanno sulle ali, e proteggere la difesa con i 2 esterni che si spingono meno. Un segnale in questa direzione può essere dato anche da un cambio più difensivo
difensivista, diciamo così, ovvero magari levare Carboni, che per quanto riguarda la fase difensiva è un po' più in difficoltà, per mettere magari Aubert, che a fare il difensore invece è abituato. Guarda, basterebbe anche semplicemente sostituirli con quelli che sono i difensori di ruolo, cioè Barreca al posto di Carboni e Zappa al posto di Di Pardo. Sarebbero certamente due che nella fase difensiva fanno meglio di Zappa al posto di Di Pardo, sì, e che fanno meglio di quelli che sono attualmente dei titolari. Quindi chiedere loro magari anche di spingere quando hanno l'occasione, perché lo sanno fare, ma con mansioni molto più contenutistiche rispetto a quelle che in questo momento hanno Di Pardo e lo stesso Carboni. Speriamo quindi di vedere una partita diversa, una partita, anzi no, diversa no, diciamo uguale, ma con noi che segniamo. Risultato, posso fare una domanda a Vitto? Non una domanda, una spiegazione che sicuramente molti ascoltando. Hai parlato di causatività, Vitto, magari qualcuno non sa cosa significa. La causatività è quella di evitare di dare la colpa agli altri, di pensare che sempre qualcosa che non succede sia relativa al fatto che qualcuno non ha fatto quello che doveva e ti stai in qualche modo liberando dalle tue responsabilità. E quello che ha fatto in questo caso Altare praticamente si è scaricato la responsabilità di giocare quel pallone o di calciarlo via, chiedendo a Radunovic di uscire a prendere quella palla, non rendendosi conto che nel momento in cui non è stato lui a prendersi la responsabilità della giocata, essendo in vantaggio su tutti, in quel momento ha praticamente provocato l'errore. Quindi di fatto non si può certo parlare di errore di Radunovic, perché Radunovic, ripeto, è stato costretto a intervenire da una richiesta di Altare che non si è assunto la responsabilità. Grazie Vitto. Si dice sempre sin dalle giovanili che il portiere è il dominatore dell'area, è lui che decide e detta i tempi, anche perché lui effettivamente poi ha la visione completa di quello che sta avvenendo al centro del campo. Di conseguenza è normale che si debba lasciare a lui la responsabilità decisionale. Vitto, stanno rientrando le squadre in campo? Non ancora. L'altro aspetto del difensore quando fa questa cosa è che fa questa cosa perché si rende conto che l'attacco dell'avversario è ormai consumato, e lì ci sono due possibilità: uno, io disimpegno, mi assumo la responsabilità di prendere la palla e cerco di non perderla quella palla, se la calcio via la sto quasi sprecando, e l'altra è la possibilità di evitare di sbagliare aspettandosi insomma che siano gli altri a levare la situazione, a risolvere la situazione. È una carenza di personalità, perché in quel caso se ti accorgi che il portiere non è uscito, tu non vai a chiamarlo mettendolo in difficoltà, vai, prendi la palla e devi capire se puoi giocarla o se devi calciare via, assumendoti la responsabilità della giocata. Non puoi pensare di dettare al portiere una cosa che il portiere in quel momento non ha neanche pensato. Beh, sicuramente è controintuitivo, cioè non è proprio il massimo cercare di coordinarsi in questo modo, anche perché appunto poi succedono queste cose in una partita che hai dominato per tutta la durata del primo tempo. E sì, che hai dominato. Io su questo dominio, poi è un dominio sterile, cioè dobbiamo comunque ricordare questo, perché poi non hai avuto delle occasioni di gol, quindi dominare senza poi riuscire ad avere l'efficacia in avanti è un dominio sterile. Cioè secondo me l'Ascoli per un dominio di questo tipo ci mette la firma anche nel secondo tempo, cioè tu hai la palla, riesci ad arrivare a ridosso dell'area, ma poi non concludi perché dentro l'area non va o il numero che serve di calciatori per poter effettivamente sfruttare quel pallone che è però dentro l'area, o addirittura sei costretto a crossare con delle situazioni che sono facilmente prevedibili e che sono difficilissimi da sfruttare per gli attaccanti. Quindi d'accordo sul fatto che il Cagliari ha tenuto bene il campo, che è stato padrone del campo, ma in questa padronanza del campo non ha inciso, non è stato capace di creare pericoli, e questo è una preoccupazione in più, perché nel momento in cui tu non ci arrivi da quella parte puoi dire non sono stato capace di arrivarci, ma se ci arrivi e non crei problemi, la preoccupazione è maggiore, significa che tu non hai in quel momento l'estero per poter risolvere il problema. Ecco, da questo punto di vista, restando la partita in questi termini, facendo avvicinare un po' di più gli attaccanti, anche Gaston Pereiro potrebbe essere nella partita giusta, perché non gli chiedi di essere lì a fare il picnic a destra o a sinistra da solo e cercare di prendersi l'aria e guardare quello che succede, ma lo metti dentro in mezzo alla mischia,
sperando che il suo colpo di testa, che è la sua tecnica, possano trovare nella mischia, proprio nello spazio ristretto, anche la giocata vincente. Vedremo un po' se potrà essere tra i protagonisti del match l'uruguaiano. Intanto, prima di darti, anzi di riprendere la linea perché stanno per iniziare le squadre, ultima domanda, Vito, sull'episodio, non su quello del rigore del Cagliari, ma quello su in area dell'Ascoli. Sono d'accordo con te. Quella è punizione a 2 in area. Per me. Assolutamente sì, per gioco pericoloso passivo, cioè il giocatore che è andato di testa a cercare di prendere il pallone raso terra si è esposto al pericolo, e in questo caso c'erano le condizioni per una punizione a 2. Assolutamente. Purtroppo non è stata assegnata, e Luvumbo, speriamo ce n'è di altri di questi episodi, speriamo ce lo fischino perché davvero l'angolano sta mettendo il panico nella retroguardia marchigiana. Vittorio, ti salutiamo e ci risentiamo tra pochissimo. Vi dico che sta entrando Falserano nell'Ascoli, per adesso uno, non so chi uscirà. Ok, perfetto. Tra pochissimo vediamo un po' come verrà interpretato questo secondo tempo. Claudio, intanto ti ho lasciato il tempo per studiare, per fare le tue considerazioni. Cosa ne pensi? Come ti aspetti questa seconda metà? No, intanto stavo disegnando. Cioè, io devo stare con questa veramente. Comunque, ascolti. No, me l'aspetto esattamente come il primo tempo, con loro che stanno chiusi, che ci provano in contropiede, che provano sulle ripartenze, palle lunghe e conquista della seconda palla. Quindi mi aspetto questo. Adesso è uscito a Giappone, che se no la partita non la finiva, ed è entrato Falserano. Avevi ragione tu, addirittura al primo tempo. Dionisi sembra farcela, è tornato sul rettangolo verde. Vediamo un po' quali saranno effettivamente le sue condizioni una volta che si riprenderà a giocare. L'Ascoli ha paura di Luvumbo, è stato davvero la miccia, il diavolo della Tasmania su quella fascia. Un po' ogni squadra ha paura di questo ragazzo che sta facendo un gran bene. È veramente una forza della natura questo ragazzo, che col passare del tempo è sempre più efficace, bada sempre di più al sodo. Anche le punizioni che si prende a volte sono punizioni comunque ricercate, dettate dalla situazione. Quindi tanti complimenti per questo ragazzo. Ottimo Zito, che nell'ultimo anno solare, diciamo così, negli ultimi 12 mesi ha avuto una crescita impressionante da quando è tornato dal Como e ha partecipato al campionato primavera. È stato davvero impressionante fino ad arrivare ai fatti di questo campionato. Claudio, dicevi? Sì, da quando l'ha allenato Alessandro Agostini, secondo me, io rimango sempre di quell'opinione, da quando ha preso in mano la primavera ne ha fatto un capolavoro, diciamo. Assolutamente d'accordo con te, io che seguivo vicino lo posso confermare. Cagliari che ci ha provato, era lì con una bella trama, con palla arrivata a Nandez in area di rigore avversaria, purtroppo non è riuscito a concludere e la retroguardia ascolana ha ributtato palla in avanti, anche se non in maniera incisiva, con il Cagliari che cerca di recuperare. Ora bisogna stare attenti, perché quando attaccano veloci, bisogna limitare il più possibile. Abbiamo visto che Dionisi si è acceso, ogni volta che gli lasci mezzo centimetro è pericoloso, quindi non bisogna rischiare nulla in questa partita. Sì, è una partita in bilico, perché adesso eravamo schierati, è bastata una bella giocata di Dionisi per creare un po' il panico, perché poi la palla è arrivata all'altra punta che è velocissima, ma in questo caso è stata brava la difesa del Cagliari a coprire subito l'avanzata. Eramo che intanto ha ricevuto qualche istante fa il cartellino giallo al terzo quarto fallo, perché la sua faccia l'ho vista spesso nel primo tempo. Intanto la chiusura difensiva sull'azione di prima di cui parlavo, con l'Ascoli che hanno arrivato addirittura in area con il giocatore numero 7, è stata di Carboni, che si è reso protagonista di un altro buon intervento per quanto riguarda appunto la retroguardia e la fase meno incisiva, meno offensiva a cui lui è abituato. Ora è il nostro momento, il momento di farci raccontare la cronaca in diretta, e lo facciamo attraverso la voce di Vittorio Sanna. 2 minuti e 50 nel corso del secondo tempo, sempre 1-0, botta e risposta. Prima ha tentato il Cagliari, ma Nandez ha avuto un controllo di troppo, non se l'è sentita di battere per prima, probabilmente avrebbe sorpreso il portiere Guarna, e nel capovolgimento di fronte abbiamo raccontato di Lungoi, che si è creato lo spazio sull'iniziativa di Dionisi, ma non è riuscito a trovare
lo stesso per il tiro, ha concluso poi col 23 Falzerano che ha calciato debole. Ora ancora l'Ascoli che riparte nel settore destro, la palla portata da Colo e poi resa all'indietro ancora per il fraseggio dei difensori, pallone che viene giocato dal numero 4 Simic verso il centro, dove c'è Botteghin, che tutti penseranno è Veneto, no, non è Veneto, è brasiliano di San Paolo. Pallone ancora giocato sul lungolinea, tocco ancora all'indietro sulla linea laterale, quasi gioca l'Ascoli con il pallone poi toccato e mandato fuori a Di Pardo. La rimessa con le mani è quindi per l'Ascoli all'altezza della linea centrale del campo, mentre Liverani chiama i suoi a maggiore ritmo, con la testa scuote di no, in questo caso 40, poi va a servire più avanti proprio Lingoi che va al duello con Capradossi. Non c'è fallo secondo l'arbitro, quindi Altare ha recuperato, ha servito Carboni subito attaccato, riesce a calciare avanti con Luvumbo che però è troppo distante, il pallone arriva dalle parti del portiere che lascia terminare direttamente sul fondo. 4 minuti e 15 con Cristian Bucchi, legato purtroppo da una tragedia, ricordo cagliaritano, che dà le indicazioni ai suoi uomini, con palla che dovrà essere calciata dal portiere dell'Ascoli Guarna, che chiaramente se la prende con tanta calma. 4 minuti e 30, pronto Guarna a calciare verso l'interno del campo, la sua rincorsa non è ancora partita, parte solamente ora. Calcia in questo momento con palla al di là della linea centrale del campo, salta e colpisce il ribattino De Iola, poi anticipa a centrocampo col pallone che però è da mettere giù, c'è la posizione irregolare probabilmente, o anzi fallo di Caligara ai danni di Nandez, e quindi calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana quando scocca il 5° minuto del secondo tempo. Calcio di punizione per l'Ascoli, non per il Cagliari, è stato punito il gioco pericoloso passivo di Nandez che si era abbassato troppo. Calcio di punizione già battuto, vedete come cambiano le interpretazioni e come non sono coerenti da una parte all'altra. Attenzione a Falco, tenta l'accelerazione, va giù nel contatto con l'avversario, non c'è fallo e dopo 5 minuti e mezzo il punteggio rimane sempre fermo sull'1-0 per l'Ascoli. Il Cagliari aveva iniziato bene questo secondo tempo, ora ha ripreso al solito ritmo e aspettandosi qualcosa di troppo dall'arbitro, che invece di fischiare costantemente per il Cagliari non ne ha nessuna intenzione. A voi. Pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente insieme per seguire Ascoli Cagliari, punteggio ancora sull'1-0 per la squadra di casa quando siamo ormai oltre il 7° minuto di gara. È cambiato il risultato in Serie A, non vi abbiamo ancora aggiornato sul pareggio del Sassuolo che circa un quarto d'ora fa è riuscito a trovare l'1-1 grazie al gol di Laurienté, l'attaccante che si sta comportando davvero bene tra i neroverdi alla sua seconda marcatura quest'anno e vedremo un po' come continuerà il suo campionato. Intanto è cambiato il risultato anche in Spagna, ha segnato il Getafe 1-0 per la squadra in trasferta contro, ricordiamo, il Celta Vigo. Cosa ne pensi di questo inizio di secondo tempo del Cagliari? No, all'inizio siamo partiti bene, siamo partiti aggressivi, poi col passare del tempo e qualche fallo di troppo, qualche fallo non fischiato ci ha un pochettino attenuato questa foga. Comunque il copione non cambia, loro che provano a mandare questa palla in avanti con l'attaccante Lungoie. Sì, dovrebbe, no? Lungoie che è buono, attacca bene gli spazi, tecnicamente non è male, sta mettendo un pochino in difficoltà, neanche più di tanto, la linea difensiva del Cagliari. E intanto noi andiamo a sentire i nostri ascoltatori che ci scrivono come sempre al 340 5186 036. Dino con stemma del Cagliari, quindi sappiamo che comunque è una voce in capitolo importante, un tifoso che penso ci tenga particolarmente. Errore sul rigore, 2 difensori non possono farsi anticipare in quel modo, è completamente d'accordo con l'analisi di Vittorio. E ci scrive anche Riccardo da Bologna e ci dice che secondo lui è solo una sua opinione, ma il risultato non è veritiero, il modulo del Cagliari è troppo slegato, il VAR è assente, neanche un check. Siamo completamente d'accordo. Ti salutiamo Riccardo che appunto ci contatta direttamente da Bologna. Ci manca qualcosa, è vero, ci manca soprattutto quell'intervento di testa. A me mi stranisce, mi dà fastidio, perché almeno la punizione dura devi dare per forza, perché quello non è una cosa che puoi giudicare, quello è gioco pericoloso sempre. No, anche perché c'è stata la riprova adesso nel secondo tempo, certo, dove Nandez va in contrasto, diciamo basso con la testa, e viene fischiata punizione in favore dell'Ascoli, cioè è la stessa cosa. In contrasto molto più alto tra l'altro, perché quello dell'Ascoli è proprio rasoterra, quindi per quello dico che non c'è interpretazione. Intanto Dionisi non ce la fa, e come la maggior parte dei giocatori che si sentono male al primo tempo, se tornano nel secondo durano meno di 10 minuti più o meno. Capita anche a me. Sì, perché siete cucciuti voi calciatori. Dobbiamo provare. È uscito Dionisi, è entrato il giocatore portoghese, adesso mi sfugge il nome, Claudio mi puoi aiutare? È in forza dallo Sporting Lisbona, Mendes, che tornerà appunto in Portogallo una volta terminata la stagione, in teoria, almeno così dice Transfermarkt quando ho studiato la partita. Sì, che tra l'altro doveva essere la loro punta di diamante, Mendes. Sì, invece ho visto degli errori nelle ultime brutte. Ma non è facile giocare innanzitutto in Serie B, non è facile giocare in Italia, non è facile giocare in un campionato dove gli spazi si riducono tantissimo in base alle squadre contro cui giochi, no? In Serie A, in altri posti viene lasciato molto più spazio alla tecnica, alle giocate, mentre invece in Serie B c'è molta più confusione, aggressività, eccetera eccetera, la riconquista della seconda palla, non c'è magari la costruzione dal basso, quindi si capisce anche che un giocatore che viene dall'estero debba avere i suoi tempi. Molto spesso non ti fanno giocare a calcio, come diciamo spesso, abbiamo detto in più occasioni quest'anno. In generale in Serie B si coprono molto e difficilmente ti lasciano lo spazio o comunque il tempo per poter tentare una giocata, anche se poi la tua classe effettivamente è superiore a quella della media degli altri giocatori. Qua è a terra De Iola, qualche istante fa è andato giù dopo un contatto in area, non sembra ci siano gli estremi per il calcio di rigore, l'arbitro non ha segnalato in prima istanza, è andato a sbattere contro un avversario e niente, è ancora a terra per recuperare. Speriamo possa riprendersi e continuare comunque a giocare bene come sta facendo, perché obiettivamente poi, a parte l'errore o la cappellata come ha detto Vittorio dei difensori, gli altri almeno la sufficienza la meritano, no?
Sì, assolutamente, ma forse anche qualcosina in più. È una questione proprio di tattica, no? Perché tutti si stanno impegnando in quello che devono fare. C'è chi sta facendo anche qualcosa in più, come Macumbu, Luvumbo, Falco, Pavoletti, che si sta sacrificando tantissimo. Manca proprio quell'idea che se vuoi mettere queste palle dentro perché non riesci a passare centralmente, devi portare parecchi giocatori in aria, perché loro in aria portano almeno 5 giocatori a saltare, di cui i 3 centrali sono tutti ben strutturati. Quindi se tu pensi di mettere palle in aria dove solo Pavoletti o magari anche Luvumbo va in aria, che non so quanto sia alto ma non è molto alto, difficilmente gli fai male. Bisogna trovare un altro modo, se no continuiamo a sbattere sempre sullo stesso muro. Certo, assolutamente. Ci scrive Andrea da Padova e ci dice: ciao ragazzi, da quando c'è il VAR gli arbitri non decidono più, fischiano, vanno al monitor e fanno quello che viene detto. Forza Castedu. Ti salutiamo Andrea. Dovrebbero andarci al modulo a rivederli, almeno secondo me avrebbero rivisto tutti e due gli episodi. Il primo forse non è stato segnalato perché non è stato valutato un grave errore da parte dell'arbitro. Il secondo era almeno da rivedere perché l'errore c'è, quello è, almeno devi dare punizione a 2. Vediamo un po' come si comporterà anche il direttore di gara nel proseguo del match. Avevo anche le statistiche del direttore di gara, infatti Aureliano della sezione di Bologna ha arbitrato in 7 occasioni il Cagliari e il Cagliari però ha una buona statistica con lui, perché su 7 incontri 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e di conseguenza dobbiamo sfruttare anche questo dato. Invece per quanto riguarda l'Ascoli 8 partite di cui 3 sconfitte, un pareggio e 4 vittorie, quindi anche l'Ascoli si trova bene sotto questa direzione. C'è da dire che nelle ultime direzioni, anzi nella serie cadetta sotto la direzione di Aureliano, il Cagliari ha sempre vinto. Bisogna mantenere le tradizioni, sono importanti Le statistiche. Una nota importante però questa: adesso abbiamo portato palla in fascia, potevamo metterla prima perché eravamo 5 in area ad esempio, non l'abbiamo fatto. Cioè bisogna vedere anche calcolare anche questi dettagli. Cioè siamo in superiorità, mettiamo questa palla, non torniamo indietro perché non ha senso, rischiamola la giocata quando vediamo che siamo tanti in aria, perché se no diventa inutile. Beh, assolutamente, si costruisce il gioco, ma poi quando ci sono le condizioni non vai a sfruttarlo, stai un po' facendo uno sforzo che poi non ha sbocco effettivamente. Sì, non diventa efficace, non diventa produttivo, quindi alla fine non ha neanche il senso. Va bene, tentalo l'1 contro 1, quello che voglio dire, non c'è problema come va, ma ne hai 5 in aria. Se perdi palla là comunque devi contare anche che ne hai 5 in aria, quindi rischi di prendere una ripartenza. Bisogna vedere un po'. Intanto sono d'accordo con la tua analisi, soprattutto per quanto riguarda la densità in aria, perché secondo me è un problema che il Cagliari ha da qualche stagione. Non è questo l'anno in cui è venuto fuori questa mancanza di presenze, diciamo così, all'interno degli unici veti avversari. Qua è qualcosa che va curato e può essere anche un fattore morale, diciamo, perché il Cagliari felice, coeso negli ultime stagioni, in poche occasioni lo è stato. Sì, potrebbe anche essere un fattore morale, ma io mi soffermerei proprio sul fattore del modulo, della tattica. Ormai i moduli sono passati, cioè non contano più i numeri 3-5-2, 4-3-3, conta dove ti posizioni in base a dove è la palla, in base a dove sono le azioni. Cioè se vediamo che stiamo andando in difficoltà su questo tipo di sistema, sganciamoci da questo ruolo, andiamo, certo. Tanto ci sarà sempre il compagno che mi copre. Ci vuole coesione e ci vuole coraggio. E intanto Luvumbo ha fatto ammonire un altro avversario. 11 allora. Ha fatto ammonire anche Simic, Luvumbo, che se non sbaglio è difensore centrale, quindi fondamentale questo cartellino giallo. Ci scrive ancora Giacomo da Germania e ci dice che alla fine quello che conta è il risultato. È vero, però non ti fa un po' rabbietta vedere comunque questa predominanza, soprattutto dal punto di vista del pallino del gioco, che poi non si concretizza? Io penso che sì, quello che conta è il risultato, ma quello arrivare. In cui credo io è come lo raggiungi anche quel risultato, se no rischiamo di giocare questa palla lunga e vediamo come va. Cosa succede?
Poi è una cosa mia personale, come ci arrivi a quel risultato? Assolutamente fondamentale. Invece ce lo facciamo raccontare da Vittorio Sanna come sta andando la partita, sperando che ci racconti che siamo arrivati a quel risultato. Calcio d'angolo per l'Ascoli, 64esimo iniziato da qualche secondo, 1-0 per la squadra bianconera. Cagliari che si è portata al tiro con Falco, buona la trama, buono l'appoggio all'indietro di Pavoletti, ma conclusione alta di Falco che non è riuscito a inquadrare lo specchio alla porta. Ora controffensiva dell'Ascoli con Falzarano che è andata al cross, palla messa in calcio d'angolo da Capradossi, angolo quindi per l'Ascoli, 64esimo minuto della partita, con la possibilità di battere verso l'interno dell'area. Ecco Pedro Mendes che si muove dentro l'area, parte il cross all'interno dell'area, il colpo di testa che è stato mancato proprio da Mendes, il pallone arriva dall'altra parte dove c'è Falco che ha fatto un'ottima partita, viene pressato ora vicino alla bandierina della difesa, recupera Caligara che tenta il tiro in porta, pretenzioso, facile per Radunovic bloccare e affidare immediatamente a Carboni per la controffensiva. Porta avanti il pallone Carboni, si ferma quasi davanti alla che limita le due parti di campo e affida a Macumbu. Da questi verso destra Fernandez che prolunga ancora nella zona proprio di Falco che si libera dell'avversario, avanza ancora, cerca Di Pardo al cross, il colpo di testa, la palla fuori area, la recupera ancora Falco che cerca ancora una trama con Nandez si allunga il pallone, lo allontana per un attimo la retroguardia dell'Ascoli, ma recupera ancora Falco che rimane costantemente fuori dall'area, ancora un cross, deviazione, calcio d'angolo, e speriamo che su un angolo possa nascere qualcosa di produttivo. Nel frattempo doppio cambio, Millico e Lapadula sono pronti all'ingresso in campo, tra poco prenderanno posto nel rettangolo verde, ma c'è anche un giocatore dell'Ascoli a terra che chiede di essere soccorso. Tutto questo, quando siamo al 20°, si rialza in questo caso Simic che è destinato a essere sostituito anche per la munizione che ha preso nel duello con Luvumbo. Tutto pronto con Falco dalla bandierina che sta per calciare, si muove anche De Iola dentro l'area non dando riferimenti, vedremo chi andrà a colpire di testa, speriamo che ci arrivi a alzare con la fronte e non con la nuca. Attenzione al colpo di testa di Capradossi col pallone che però termina al lato alla destra del portiere. Perché ho puntualizzato questo? Perché sullo 0-0 c'era stata un'occasione su un cross, forse su un calcio d'angolo, è andato con la parte esterna della testa a colpire, in quel caso Altare, che con la fronte poteva fare decisamente meglio. Ed eccolo il doppio cambio nel Cagliari, esce Di Pardo e al suo posto entra Millico ed esce Falco ed entra Lapadula. Vedremo ora come si passa, aspettiamo di vedere proprio la disposizione in campo con Millico che diventa praticamente l'esterno e con l'uscita di Di Pardo che stava a destra. La Padula nel frattempo in mezzo al campo che farà coppia probabilmente con Pavoletti, quindi si passa alle due punte, mentre nell'Ascoli è entrato Bidawi al posto di Lungoi e ancora Bellusci, come vi ho detto, al posto di Simic. Prendo la linea. E torniamo in studio con i due cambi appena fatti. Chiediamo subito un parere a Claudio Pani. Ma non so, il cambio di Falco stava facendo bene, sicuramente magari la stanchezza ha corso tanto, si è sacrificato, ha fatto una buona fase offensiva, difensiva, quindi magari è una questione di stanchezza. Il resto penso che con la Padula si dia più peso all'attacco, quindi vediamo come andrà. Perché poi effettivamente ora come ora gli attaccanti in campo sono 4, cioè c'è a sinistra Luvumbo, la Padula Pavoletti, a destra Millico che ha preso il posto di Di Pardo e probabilmente andrà su quella fascia. Vedremo un po' come cambierà l'assetto del Cagliari, che deve recuperare una partita che per ora sta perdendo quando siamo alla metà neanche del secondo tempo. I minuti a disposizione sono ancora parecchi e adesso abbiamo messo le maniere forti, ci stiamo sbilanciando dal punto di vista offensivo, giustamente, perché questa partita la devi riprendere. Sì, la devi riprendere e soprattutto, come ha detto in un messaggio, il risultato non rispecchia quello che stiamo vedendo in campo. Io prima ho detto è importante anche come ci arrivi al risultato. Attenzione, non sto dicendo che l'Ascoli non lo stia meritando, perché l'Ascoli ha impostato la partita così, cioè non è che l'Ascoli sta giocando a come va, no, l'Ascoli l'ha impostata così.
Ha impostato tutte le partite così, ha giocato contro il Bari in questa maniera e ha vinto 2-0 contro il Bari. Facendo 3 tiri in porta ha fatto 2 gol. Il Bari ha fatto 15 tiri in porta. Sì. Quindi è una squadra che è difficile da affrontare, è più difficile in questo campo. In questo campo che davvero lascia a desiderare, per fargli un complimento, possiamo dir così. Intanto da un aggiornamento c'è una correzione che devo fare, perché è passato a destra Luvumbo e invece si è spostato, è andato a coprire la fascia sinistra proprio Millico, con i 2 attaccanti che rimangono là, e per quasi una difesa a 3 con Carboni, possiamo dire così, aiutato dai centrocampisti. Sì, ora non vedo, non capisco bene anche io il modulo, però capendo, però no, secondo me sì. Sì, adesso però andiamo in pubblicità e poi torniamo subito insieme per commentare questa seconda parte di questa frazione di Ascoli Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente insieme per seguire Ascoli Cagliari. Il Cagliari che è nato tra l'altro vicino al gol dell'1-1 pochi minuti fa. Bello il cross di Luvumbo sul secondo palo, in cui Pavoletti ha provato ad andare a impattare il pallone con il piede, non ci è arrivato per davvero poco, ma era proprio là, era là pronto a metterla dentro. Peccato perché poteva davvero essere un'occasione importante. Intanto commento prima il cambio di Falco, perché secondo me ha semplicemente detto: io questo Luvumbo lo posso togliere ora come ora, perché comunque è vero che Falco probabilmente era stanco, e per questo, nonostante la grande partita, ha scelto lui rispetto a Zito, che sta facendo il panico. Anche qua i difensori si sono messi a simulare su una presunta testata, che però diciamo sarebbe stata abbastanza generosa.
clamorosa l'arbitro ha scelto di fischiare il fallo a favore dell'Ascoli, però non ha ammonito Zito Lovumbo perché sarebbe stato abbastanza terribile, diciamo così, sbagliata come interpretazione. Di solito Zito fa ammonire gli altri, lui non è immune alle munizioni. Sì, anche perché l'allenatore dell'Ascoli è spaventatissimo dagli interpreti cagliaritani, ha cambiato tutti i giocatori che sono stati ammoniti, non vuole rischiare assolutamente, forse perché riconosce che sullo stretto abbiamo quel po' di estro in più che può portare poi effettivamente un giocatore come quelli marchigiani a commettere fallo. Sì, volevo farti notare una cosa di prima. Falco, 10 minuti fa, Falco è andato molto semplicemente al tiro da fuori, ha sfiorato, diciamo, la traversa su una giocata semplice, su una verticalizzazione su una poi sponda di Pavoletti, è arrivato il tiro a Falco. Cioè, anche queste cose, non solo le palle laterali, anche queste cose che molte volte ci intestardiamo a fare le cose più difficili. Basta una semplice verticalizzazione con una punta come Pavoletti che ti fa da sponda e andare al tiro. In una difesa così bloccata e con tanta densità in quella zona potrebbe essere un'altra soluzione. Potremmo ricercarla ancora di più, secondo me. Speriamo allora che sia anche questa un'arma che il Cagliari può sfruttare in questo finale di partita, perché poi effettivamente ora mi inizia a tendere di più verso l'opinione di Vittorio quando dice sì, abbiamo avuto il pallino del gioco, ma poi effettivamente le occasioni create sono state poche e il canovaccio è rimasto lo stesso anche nel secondo tempo, perché il Cagliari fa la partita, il Cagliari domina, il Cagliari gestisce il possesso di palla, ma non riusciamo a pungere. Cioè ci proviamo, però ma non in modo efficace. Sì, ma non con quelle occasioni, a parte queste ultime due che comunque sono nate da situazioni di stallo, con una giocata da parte di un giocatore di qualità. Effettivamente poi stiamo faticando a entrare in area avversaria, anche e soprattutto per la grande copertura che sta facendo l'Ascoli con tantissimi uomini. Sì, l'Ascoli sta facendo una bellissima partita in fase difensiva, cioè come l'hanno impostata si vede proprio chiaramente che l'hanno messa su questo piano e non è proprio per niente facile. Quindi vorrei spezzare una lancia a favore del Cagliari, che comunque ci sta provando in tutti i modi. C'è da fare qualcosa in più, sì, perché il risultato è 1-0. Basta un episodio, veramente, come è bastato a loro per portare questo risultato nelle loro mani, basta anche a noi. Adesso sta entrando anche Rog e Barrecca al posto di Carboni. Su Rog ci puntiamo veramente tanto. Speriamo che Marco possa tirare fuori le castagne dal fuoco, come si dice. Scusa, Marco è Mancosu, lui è Rog. Scusa, no, hai detto che prima l'altra volta avevamo deciso, avevamo pattuito Marco Marchigé era Marcosu, Marco era Rog. Marchigé l'hai detto tu, io ho detto Marco è Mancosu e Rog è... Va bene. O lo vuoi chiamare fenomeno? Non lo so, chiamalo come vuoi. Claudio è innamorato di Marco Rog, veramente una di quelle infatuazioni che sono diventate amore col tempo, anzi forse la distanza l'ha anche portato a essere ancora più incisivo. Zito Lovumbo, ennesimo giallo per gli avversari. Questo ragazzo è devastante, quando decide di partire non si ferma se non con le cattive, e anche Falasco è caduto nella sua trappola andando a franarli addosso e quindi rimediando l'ammonizione quando manca meno di un quarto d'ora alla fine. Ora è il momento di trovare il pareggio per poi essere arremmanti verso i minuti di recupero, i minuti finali. Speriamo di riuscire a farlo con una palla nativa interessante. Abbiamo effettivamente poi con tutto questo peso offensivo le possibilità per renderci pericolosi. Sì, assolutamente, in base a come riempiamo l'area ora su questa punizione lo vediamo. Loro sono molto bravi in fase difensiva, l'abbiamo detto. Niente, respinta dalla difesa. Claudio ha aspettato, voleva anticiparmelo. Nel caso niente, si conclude con un niente di fatto. L'ennesima punizione del Cagliari, che non è riuscito a sfruttare neanche quelle oggi effettivamente. C'è da dire che la maggior parte dei tiri li abbiamo fatti su cross.
quello è vero, perché andiamo a vedere tra Altare anche quello di Capradossi, che ha trovato anche una buona girata, perché non era semplice andare a colpire quel pallone di fronte, e invece è stato bravo a una torsione importante, nonostante poi il risultato non sia effettivamente stato quello sperato, ma ci può riprovare. Il Cagliari che deve assolutamente rimettere in parità questa partita quando ci apprestiamo a vivere gli ultimi minuti di gara, e per farlo ci spostiamo con la cronaca di Vittorio Sanna. 33esimo che sta andando via, Cagliari che sta attaccando con il suo 4-2-4, Nandez che fa il difensore di destra, riceve ora per tentare di crossare, crossa in questo momento all'interno, lungo per tutti, facile per il portiere Guarna che si accartoccia sul pallone, si lascia andare sul terreno, blocca e fa sua la palla. Insomma, il tema è sempre lo stesso, non riusciamo a variarlo, e i palloni all'interno dell'area speriamo veramente che qualcuno li raccolga per farli diventare oro, ma in questo momento abbiamo sì dominato il gioco, abbiamo ottenuto il campo, ma abbiamo costruito zero o poco più di zero. Nel frattempo pallone recuperato da Rog, è uno dei due mediani insieme a Makumbu, il lancio avanti per lo scatto di Luvumbo che è messo da quella parte, secondo me è un po' disinnescato, cioè avete detto bene, 3 giocatori ammoniti, ma io non capisco perché si è tornati indietro rispetto alla decisione di una settimana fa, quando Luvumbo stava soprattutto al centro come punta avanzata e diventava devastante perché non c'era la possibilità del raddoppio dell'intervento di qualcun altro e si giocava vicino all'area di rigore. Rimessa con le mani in favore del Cagliari in zona d'attacco quando siamo allo scoccare del 34esimo, palla all'indietro, speriamo veramente che arrivi il gol, cross basso di Altare, la palla recuperata ancora a Barreca, data a Makumbu, dentro il colpo di testa in ribattuta, ancora Makumbu che cerca a destra Luvumbo, sinistro di Luvumbo, la Padula va a cercare la girata, va a innescarsi da solo con pallone che viene poi allontanato dalla retroguardia dell'Ascoli, sbandiera l'assistente, c'è un giocatore a terra, c'è la posizione irregolare, calcio di punizione quindi per il Cagliari, ma anche giocatore a terra dell'Ascoli che adesso andrà soccorso. Il fuorigioco era per la precisione di Barreca e per questo Barreca era sulla tradizione del pallone, per questo poi si è alzata la bandierina. Ci avviciniamo allo scoccare del 35esimo minuto col punteggio che non cambia, sempre 1-0 dell'Ascoli sul Cagliari. Speriamo che tutti questi attaccanti portino al gol, perché il Cagliari sta attaccando, sta spingendo, ma non sta costruendo grandi occasioni al gol. Spera forse che nella mischia, ora che i giocatori dentro l'area sono veramente tanti, possa trovare il guizzo giusto, avendo la Padula e Pavoletti insieme in campo. Siamo a 10 minuti alla fine, pronto per il rilancio. Nel frattempo il portiere dell'Ascoli, si tratta di Guarna che calcia in questo momento, palla al di là della linea del campo, il colpo di testa di Mendes, la palla data all'indietro a Nandez per il portiere Radunovic, da questo sinistra, sbagliato il passaggio, break dell'Ascoli, palla centrale, attenzione, Mendes, 2-0, altra cappellata difensiva e raddoppio dell'Ascoli al minuto numero 81. Incredibile. Regalato il pallone alla squadra bianconera nell'uscita della squadra rossoblu, e noi abbiamo fatto un errore fondamentale secondo me quest'anno, a pensare che determinati calciatori fossero diventati dei fuoriclasse. Lo stiamo vedendo in partite come queste dove la squadra avversaria ti torniamo in studio perché è caduta la linea, ci ricollegheremo con Vittorio Sanna il prima possibile per fargli finire di commentare appunto questo gol. Abbiamo Vittorio, non ancora, forse torniamo direttamente per il recupero a questo punto, perché il tempo era terminato. E 2-0 dell'Ascoli, quindi 2-0 dell'Ascoli che con Mendes trova il raddoppio. Un Cagliari che è sempre più in alto mare, un Claudio sconsolato qua in studio, ma qua l'errore bisogna ritrovarlo a metà, perché il passaggio di Radunovic è tra Capradossi e Barreca non ci arriva, la palla al centro, un'occasione e l'hanno messa dentro. Sembra la fotocopia della partita che ha giocato l'Ascoli contro il Bari. Hanno fatto 3 tiri in porta e 2 gol. Diciamo che questi però glieli abbiamo regalati noi, perché il rigore è stata, come dice Vittorio,
cappellata, usiamo cappellata, è stata una cappellata del singolo, qui un passaggio in diagonale non capito anche da Barreca, che invece che andargli incontro l'ha voluto lasciar scorrere, è un gran gol di Mendes, cioè, io leggo il risultato e mi aspetto una partita, io guardo la partita e non posso aspettarmi questo risultato sinceramente. Diciamo che l'Ascoli ha fatto il massimo per come anche l'aveva preparata, perché alla fine era questo il canovaccio che si aspettavano, e loro hanno tenuto le aspettative della vigilia, diciamo così. Un Cagliari che invece non è stato incisivo fino a questo momento in questo match, che ormai è quasi agli sgoccioli, meno di 10 minuti, e adesso ci vuole un miracolo, ci vuole davvero quella forza d'animo che è mancata nel trovare la conclusione vincente, e dobbiamo fare, c'è poco da fare, o si rimette bene la partita o è un'altra sconfitta davvero davvero bruciante, perché poi effettivamente quando giochiamo, l'abbiamo detto anche prima, quando giochiamo con le squadre che non ci fanno giocare a calcio, noi andiamo completamente in bambola al posto di sfruttare effettivamente il pallino del gioco per essere offensivi. Sì, assolutamente, perché siamo belli da vedere fino alla tre quarti, dopodiché non diventiamo efficaci in quello che facciamo. L'Ascoli ha preparato la parità sull'errore dell'avversario, ma tante squadre prepareranno la parità col Cagliari così, e questa è già la seconda, se non sbaglio, che perdiamo contro una squadra che, non voglio dire non gioca a calcio, perché poi il giocare a calcio è soggettivo, perché questo è giocare a calcio, la prepari così la partita e la porti a casa, però andiamo in difficoltà con squadre che ti aspettano e che ripartono. In più, se i gol tra virgolette glieli regali, perché anche questo è stato un regalo, forse più del primo, diventa frustrante anche per i giocatori in campo e soprattutto per i tifosi che continuano a seguire la squadra cagliaritana con tanto amore. In questi 2 anni davvero davvero troppe delusioni, e poi sono proprio delusioni, cioè non è solo tristezza, non è essere consapevoli di essere una squadra inferiore agli altri, è essere consapevoli di essere una squadra che se la può giocare. Penso anche l'anno scorso in Serie A, e poi non vai effettivamente a farlo, cioè hai favori del pronostico, la gente parla bene di te con una grande compagine e poi però non lo dimostri. Sì, forse dobbiamo tornare un attimino con i piedi per terra e capire che siamo un tipo di squadra, quindi chi lo sa, magari fare un gioco meno bello e magari più incisivo. Però di errori capitano da una parte e dall'altra. È capitato anche al portiere, che avevamo detto essere non troppo sicuro in qualche uscita, che ha concesso il gol al Cagliari che accorcia le distanze, cross di Millico dalla sinistra, uscita del portiere che si fa scivolare il pallone, e il più veloce di tutti è il capitano Pavoletti a depositare la palla in gol. 2-1 del Cagliari, che quindi riapre un match che ci aveva depresso fino a questo momento, ma speriamo che, così come noi abbiamo ripreso la nostra verve, lo facciano anche i giocatori in campo e mettano quella rabbia, quella voglia che ci vuole per rimettere in sesto una partita che sembrava persa ma che ora è più vicina. Dai, ha segnato la fine, ha segnato la fine Pavoletti, l'avevamo detto anche questo. Segnato la fine, una grande partita di Pavoletti, si è dato da fare dal primo a quanto siamo? 5 minuti alla fine più o meno mancano fino adesso, cioè, quindi se lo merita. Come gli errori li facciamo noi, li possono fare anche gli altri. Certi errori da noi non te li aspetti, perché non puoi fare determinati errori, perché poi succede un episodio come questo che ti può rimettere la partita in sesto. Adesso un altro errore, un altro passaggio in orizzontale che perché dobbiamo giocarci contro in certe situazioni? Sì. Non ha senso. Questo Agostini l'avrebbe rimproverato molto all'appuntamento del Club Sardegna, perché anche tra i tredicenni non si fanno i passaggi orizzontali in difesa. Cioè, la prima cosa è quando calchi per la prima volta un campo di calcio e ti dicono guarda, tu giochi in difesa, non far passaggi orizzontali. È proprio il mantra che ti consigliano non appena iniziato a giocare. Un Cagliari che però ha cambiato effettivamente il suo atteggiamento, è andato vicino alla rete
qualche istante fa con Macumbu o Capradossi in avanti, bravissimo oggi Capradossi, prodotti in avanti, ha tirato dal limite dell'area ed è stato bravo Guarna a sventare questa palla. Poi sugli sviluppi ci ha provato Rog, ma palla che è terminata alta senza deviazione a quanto pare. Tra l'altro Capradossi che è stato protagonista anche sul gol, perché è lui che ha stoppato quel pallone al centro dell'area e l'ha consegnato poi a Millico, che successivamente, nonostante abbia sbagliato il cross, ha portato al gol del 2-1 che ha rimesso in carreggiata i rossoblù, che ora devono provarci con tutte le loro forze quando mancano più o meno 3 minuti alla fine. Chissà quanto sarà il recupero, perché sicuramente l'Ascoli col cronometro abbiamo visto che ci ha giocato tanto. Vedremo se l'arbitro darà effettivamente il minutaggio che merita questa parte finale. Lo speriamo con tutto il cuore. Sì, ti faccio una domanda, ma Luvumbo è entrato da 10 minuti e c'è dato la partita. Mamma mia, ma quanto corre? Ha 6 polmoni, impressionante, non ha mollato di un centimetro, è impressionante. È un'altra cosa, cioè proprio è un'altra cosa, Zitto, che continua a avere energie anche alla fine del match e continua a essere la spina del fianco più pericolosa anche alla fine del match. Ci stiamo provando con le palle inattive, c'è stato un calcio d'angolo spizzato da Pavoletti che però non ha trovato nessuno sulla sua direzione per far sì che venisse ribadito in rete, e intanto un altro giallo conquistato un'altra punizione conquistata dagli attaccanti sardi. Questo bravo Milico a cercare il contatto con l'avversario e farsi dare appunto una battuta pericolosa che può essere determinante ai fini del risultato. Intanto pantomime anche in area. Noi diamo al volo la pubblicità adesso e poi torniamo per vivere gli ultimi minuti di Ascoli Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai Spumante Brut metodo classico e Terre Brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Linea Vittorio Sanna. Secondo minuto di recupero già iniziato da 20 secondi dei 5 concordati, una serie di colpi di testa che sono conclusi con la palla a lato ma anche con la spinta di altare sull'avversario. Ormai il Cagliari è all'assalto in questi minuti finali alla ricerca del pali, palla al di là della linea del campo, un colpo di testa all'indietro con la chiusura di Barreca, pallone che viene poi ribattuto di testa a Caligara, ancora un colpo di testa, quello di Rog, poi Macumbu che mette in movimento Nandez che corre nel settore destro, porta avanti il pallone
ancora Nandez, incrocia con Luvumbo che gli rende la palla, attenzione a Nandez, il cross, il colpo di testa da parte di Rogue, in tuffo alla parata del portiere. Non è riuscito nell'impatto forte, in questo caso Rogue che si è tuffato in avanti, ha quasi schiacciato la palla addosso a se stesso, il pallone ha toccato invece un avversario che ha smorzato e così il portiere è potuto intervenire a neutralizzare quest'altro attacco del Cagliari. 2 minuti e 45, c'è il tempo per tentare di recuperare il risultato. La palla nella metà campo del Cagliari con il tocco da parte di Barreca per Altare, avanza Altare portando palla, appoggia lateralmente per Nandez che porta avanti ancora il pallone, ha corso come un indemoniato, la palla per Macumbu, da questi a sinistra per Barreca, il controllo di Barreca che poi porge ancora a sinistra nella zona di Millico per Macumbu ancora che cerca Millico, troppo profondo il passaggio, in vantaggio il difensore dell'Ascoli che si accontenta della rimessa con le mani. 92 minuti 50 secondi, 2 minuti alla fine del match, Ascoli 2 Cagliari 1, il gol di Pavoletti sull'errore di Guarda ha riaperto il discorso, la rimessa con le mani nel settore difensivo di destra in favore dei padroni di casa che chiaramente se la prendono comoda. Ecco che sta per essere rimesso in gioco il pallone, tutto il Cagliari a presidiare, la palla sul lungolinea, il colpo di testa di Barreca, la palla in avanti ancora, tenta di entrare, in questo caso Millico senza fortuna, sul rilancio recupera ancora Nandez, il controllo di Nandez, 90 secondi per tentare di pareggiare la partita, il pallone per Luvumbo, un altro che non si è spento mai, Luvumbo che tenta il cross dalla tre quarti, mette in avanti il colpo di testa di Capradossi, la palla in ripenna, Pavoletti tenta di voltarsi, un rimpallo, poi ancora Millico, gira intorno a se stesso e perde il pallone che l'Ascoli recupera, lo porta lontano, è Rogue che tenta di recuperare, ottimo il lavoro in questo caso del giocatore dell'Ascoli che però non riceve il fallo che ci aspettava, era Colo-Colo, attenzione al lancio avanti di Altare, il colpo di testa è ribattuto ancora della retroguardia dell'Ascoli, il passaggio all'indietro, il rilancio rasoterra a cercare Mendes che non c'è Altare invece, il pallone rasoterra ancora verso Nandez, scontro nel settore di sinistra, intervento dell'arbitro, secondo cartellino giallo, espulsione in questo caso per Falasco quando mancano 45 secondi alla fine, espulsione per Falasco, si andrà a recuperare probabilmente un'altra trentina di secondi, dipende molto da quanto Falasco ci impiegherà ad uscire dal campo. Diciamo che mancava circa un minuto quando c'è stato questo fallo tra Falasco e Nandez come abbiamo detto inesauribile al pari di Luvumbo nella sua corsia di destra, al Cagliari è mancato l'attacco anche quest'oggi perché ci si è spenti sempre a ridosso dell'area senza riuscire a concretizzare. 94 minuti e 50, andremo probabilmente fino al 96esimo, calcio di punizione della tre quarti, tutti piazzati sulla linea che delimita l'area, il Cagliari che tenta di arrivare al pari, il 95esimo che scocca, tutto pronto, l'arbitro si allontana dal punto in cui avverrà la battuta, indica a tutti di non allacciarsi nel momento del controllo l'uno con l'altro, tutto pronto per il calcio di punizione. Sta per partire il cross dalla destra, arbitro ancora che indica qualcosa, sta dicendo ai giocatori che andrà a far concludere l'azione, sta aspettando che ancora il giocatore espulso abbandoni del tutto il rettangolo di gioco. Tutto pronto per il calcio di punizione, parte il cross, la palla nel mucchio, il colpo di testa di Lappadula che manda fuori causa tutti gli altri giocatori del Cagliari che poi non riescono neanche a tenere in gioco il pallone. Ormai siamo 40 secondi oltre il 95esimo, ci sarà la rimessa con le mani per il Cagliari, quindi ulteriore possibilità per la squadra rossoblu di mandare questa palla all'interno dell'area a 10 secondi dallo scoccare del 96esimo, anzi no, è per l'Ascoli la rimessa. Tutto pronto, ecco che il cronometro dice è fermo, non lo sto mandando avanti Aureliano, inutile che perdiate tempo, lo metto in moto nuovamente quando parte l'azione. Rimessa laterale effettuata, pallone calciato lontano nella zona in cui va Capradossi, su di lui si porta in modo aggressivo Mendes, la palla esce 96 minuti e 30, pallone ceduto all'Altare, ancora la possibilità di quest'altro attacco, Altare porta la palla verso destra, poi tenta il lancio lungo, il colpo di testa della retroguardia, un nuovo colpo di testa, quello di Rogue, la fine della partita. Il Cagliari non riesce a rimettere in piedi la partita, regala la vittoria all'Ascoli con 2
erroracci difensivi e porta a casa 0 punti, allontanandosi in modo drastico dall'8ª posizione, perché adesso anche l'Ascoli si porta a ridosso della squadra cagliaritana. È stata una partita strana, con una squadra rossoblu che è andata a occupare il campo per buona parte dello spazio, ma non è riuscito a costruire occasioni da gol, non lo ha fatto in modo costante e piuttosto le occasioni da gol le ha regalate all'avversario, che ha fatto poco per costruire. Gli sono state concesse veramente su un tappeto d'argento, su un tappeto che ha permesso di andare sul 2-0, e quando la squadra cagliaritana ha trovato il 2-1 era troppo tardi. Con il 4-2-4 e l'arrembaggio senza molto raziocinio non è riuscita a recuperare il risultato. Finisce con una sconfitta anche questa trasferta ad Ascoli, e purtroppo la situazione si sta mettendo sempre peggio per la squadra cagliaritana se andiamo a guardare dall'alto della classifica. A voi. Davvero deludente questo match per quanto riguarda il risultato finale. Salutiamo Vittorio, perché non so se riuscirà a essere con noi successivamente. È già andato Vito, è già andato a lavorare. Cagliari che quindi perde in trasferta con l'Ascoli che trova il secondo successo consecutivo, ripetendo il canovaccio dell'ultimo match. Sì, sinceramente c'è poco da dire. È più deludente. Sai cos'è la cosa più brutta di tutti? Che se poi vai effettivamente a guardare l'impegno in campo dei giocatori, a parte gli errori difensivi, cioè sono poche le cose da recriminare. Guarda dal centrocampo Deiola, Nandez, Makumbu, Luvumbo, Falco Pavoletti. Cosa gli devi dire? Non gli puoi dire niente, perché quello era il modulo, quella era la tattica che abbiamo adottato, quella era la scelta del mister, no? E quindi ci hai provato, non sei stato molto efficace, forse qualcosa da fare in più, magari cambiare trama di gioco, magari sì, ci sono tutte queste cose da dire, ma alla fine rimangono 2 errori che non puoi commettere, cioè 2 errori madornali che non ti puoi permettere se devi fare un determinato cammino e hai certi obiettivi. Una partita fatta di episodi, possiamo definirla così, perché effettivamente tutti e 3 le reti che hanno caratterizzato questo match sono nate da errori degli avversari, entrambe quelle del Cagliari in fase di difensiva, una tra un'indecisione tra l'uscita del portiere e il recupero, l'intervento del difensore, l'altra proprio un passaggio sbagliato, sono stati davanti al portiere. Non si può concedere non si possono concedere certe occasioni se vuoi effettivamente andare poi a risalire in Serie A. No, non puoi. La classifica sta anche delineando, ci sono squadre che vanno forte, poi è vero il campionato di Serie B è lunghissimo, ma non con questo, ma neanche con questo atteggiamento, come ti posso dire, con queste disattenzioni, perdere questi punti è frustrante anche nella mente dei giocatori, diventa poi difficile riprendersi da una partita del genere, perché mettiti nei loro panni, cioè hai dato tutto, ci sono dei giocatori, ma un po' tutti, anche cosa ti posso dire, Altare ha fatto una buona partita, però poi vai a commettere un errore del genere, cioè questo ti condiziona l'andamento, ti può condizionare l'andamento di un campionato. Ok, la Serie B è lunga e tutto quello che vuoi. Una nota positiva ti posso dire, Capradossi ha fatto una grande gara, Falco, Pavoletti, Luvumbo, Makumbu si è preso in mano il centrocampo, Deiola, Nandez ha fatto, Rog quando è entrato ha rischiato anche di fare gol, Rog quando è entrato, cioè bisogna diversificare le azioni che fa. Il Cagliari ci ha provato in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti, nel senso che se il portiere loro non fa quell'errore finisce 2-0 la partita. Assolutamente sì, e anche c'è da dire che offensivamente è vero che abbiamo messo 2 come Millico e la Padula, ma non sono per niente sentiti, se poi bisogna essere onesti con se stessi, cioè la Padula l'abbiamo comprato per sostituire un certo João Pedro, un giocatore che in Serie A ti faceva dai 10 gol in su, hanno fatto un gol, 2 forse quest'anno. La Padula 2 gol, 2. uno in Coppa Italia, e uno e uno sì.
in campionato. È troppo poco per le aspettative che avevamo davanti a questo giocatore, che è stato storico per la Serie B perché ha segnato il record di gol e che non sta rendendo quanto effettivamente si pensava. No, è troppo poco anche il fatto che è un giocatore che il mister magari non fa neanche giocare, cioè quello che stai dimostrando in allenamento, quello che stai dimostrando in partita è veramente troppo poco. Certo. Cioè, il Cagliari chiaramente ha fatto delle valutazioni condivisibili o no, ma è veramente troppo poco quello che stai dando. Su Pavoletti, soffermiamoci su Pavoletti. Pavoletti ha fatto una partita a livello di intensità disarmante, cioè non poteva fare certo, di più di quello che ha fatto, perché ha fatto veramente tanto. Un giocatore che entra deve dare qualcosa in più. Quando ti parlavo di Falco, sì, non togli Luvumbo, ma perché si mette Milico ha avuto anche qualche occasione in più dove ha cincischiato con la palla. Devi andare sul concreto là. Devi essere cattivo. Sei un attaccante in area, devi tirare, ragazzi. Cioè, stiamo perdendo un po' le staffe, diciamo così. Siamo proprio nudi e crudi. Però, ragazzi, cioè, arrivati a questo punto bisogna parlarci seriamente. Cioè, bisogna affrontare la realtà per quello che effettivamente è. Intanto ci scrivono i nostri ascoltatori, li leggiamo, visto che vogliono commentare questo risultato. Ancora Giacomo da Germania: si può dire che il mister ha provato tutto, ma non so più cosa dire. Vittorio ha detto già tutto, diciamo così, e siamo d'accordo con te. Dino Dall'Ode ci scrive che secondo lui sarebbe il caso di cambiare guida tecnica. È sicuramente un pensiero che starà avendo anche la dirigenza, perché i risultati non sono quelli sperati all'inizio dell'anno. Infine concludiamo con un Forza Cagliari di Manuel, che appunto ci scrive dalla nostra città, e niente, quella partita che quindi tira fuori tutti i gravi errori che il Cagliari ha commesso in questo inizio di campionato, perché poi la disattenzione, questi cali di tensione, una partita che hai dominato 2 volte, ti sei distratto e 2 volte hai preso gol. Adesso ho rivisto bene l'azione che ha portato a rigore, aveva completamente ragione Vito, io non l'avevo perso inizialmente. L'altare lì cosa apre le mani? Guarda, non lo so, avendo fatto il difensore, sono quelle cose che il mister ti diceva non 4, te diceva 12 quando poi tornavi nello spogliatoio. Sì, ma quante volte hai visto che un difensore, pur di prendere quella palla, si scontra col portiere? Però io la palla la prendo, ok, nel caso in cui io non sono sicuro, il portiere comunque me la chiama, io comunque ci vado su quella palla, mi scontro col portiere, quello che vuoi, ma io quella palla la prendo. Ok, quella cattiveria di non lasciare nulla al caso è fondamentale per una squadra del genere. Non possiamo permetterci di fare questi errori, perché andiamo a creare anche nella mente dei giocatori un senso di frustrazione, e non è possibile, perché il Cagliari oggi ci ha provato, l'abbiamo detto più e più volte. Adesso abbiamo rivisto anche il passaggio di Radunovic, che non sei neanche sotto pressione, cioè nel senso è quello che fa rabbia. Ne parlavamo tra di noi durante intanto c'è anche Vittorio Sanni in collegamento, ne parlavamo tra di noi mentre noi eravamo in onda, non si può, noi abbiamo concesso 2 errori, il portiere avversario ha sbagliato su una situazione di pressione. La cosa che fa più arrabbiare dei nostri errori è che noi eravamo tranquilli mentre li facevamo. Sì, tutti e due gli errori eravamo tranquilli, e questa è la cosa devastante, è l'incapacità di leggere le situazioni anche nel momento in cui, secondo me, mi permetto di dire, lo ripeto il concetto, secondo me abbiamo dei calciatori che abbiamo osannato un po' troppo e che sono dei calciatori che hanno tantissimo ancora da imparare, e probabilmente sono calati in una parte che è quella dell'essere ormai dei fenomeni, che non è la loro, non possono permettersi certe cose, cioè l'Altare non si può permettere di dire al portiere esci, stabilendo al posto del portiere se c'è la possibilità di uscire. Il portiere non si può permettere di fare il passaggetto così come se stesse facendo la partita con gli amici quando si gioca in calcio a 7 in una zona difensiva, cioè sono degli erroracci che poi alla fine paghi, ma sono anche brutti da vedere, cioè non è che sono l'errore sotto pressione, ecco, che ha fatto Guarna, che sul cross ha tentato di bloccare il pallone per sbrogliare
cambiare la situazione e gli è sfuggito. Sono errori del tutto che nascono dal niente, e quando nascono dal niente sono peggiori degli altri. L'altra cosa è l'inconsistenza di questo modulo. È inutile che si insista con i due giocatori più forti, e oggi erano effettivamente più forti, Falco e Luvumbo, lontani dall'area di rigore. Nel momento in cui tu li metti lontano dall'area di rigore possono anche vincere l'uno contro uno, che c'è sempre il secondo che raddoppia. Loro devono essere in grado di vincere l'uno contro uno per andare in porta, come è capitato al giocatore dell'Ascoli. Quando è andato via è andato in porta. Noi questi giocatori che vanno in porta non ce li abbiamo, non li facciamo giocare così. È stata un'intuizione contro il Brescia, abbandonata dopo un'ora di partita, non ho capito per quale ragione. Quell'intuizione era l'intuizione giusta, su quella strada bisognava continuare ad andare. Poi se sei sotto di un gol, se sei in difficoltà, se è una partita in cui attacchi solamente tu, allora sì che puoi mettere l'attaccante di punta, ma altrimenti devi giocare così come il campo ti indica. Non sei tu che stabilisci a tavolino come deve giocare la tua squadra, e lo stabilisci già a giugno, e chi osa dirti una cosa diversa anche dal campo lo togli dal campo, lo sostituisci perché non fa quello che tu dici. Se non funziona devi ascoltare il campo e devi ascoltare i calciatori, perché sono loro che ti danno il risultato. È il campo e i calciatori che ti danno il risultato, non sono le tue idee, soprattutto se non pagano. E da questo punto di vista la cocciutaggine di Liverani in questo caso sta portando veramente a perdere partita su partita. E sembra anche la sensazione che hanno i nostri ascoltatori, perché anche Giacomo ci scrive che forse cambiare può aiutare. Sarebbe il caso, Vitto? Forse non è ancora il momento. Cosa ne pensi? Il problema è che abbiamo fatto un mercato con Liverani che è andato molto d'accordo con il direttore sportivo, con chi ha fatto il mercato, perché hanno preso giocatori che sono giocatori di Liverani. Ora bisogna vedere come con questa squadra tu riesci a rimetterla insieme. Cioè giocatori come Millico, e non hai tenuto De Zergo. Ho visto De Zergo giocare con il Pescara l'altro ieri e devo dire veramente ragazzi, abbiamo fatto andare via un ragazzo che poteva trovare veramente spazio nel nostro Cagliari. Non hai provato neanche il ragazzo, visto che aveva passato il nome sotto, che in Serie B secondo me potrebbe ancora fare la differenza. Anche ieri nel derby ha inventato veramente un gol, ma ha comandato l'intero attacco. Cioè noi veramente facciamo delle scelte a livello di mercato molto dettate dagli accordi che prendono allenatori, direttori sportivi o presidenti, che sono legate alla tranquillità che vorrebbero ottenere i diversi allenatori, che si sentono più sicuri con i giocatori che hanno già allenato. Ma se poi fallisce il piano, fallisce l'allenatore, hai fatto fallire anche il mercato, rischi di far fallire anche il mercato. E in questo momento bisogna essere veramente attenti, perché con questi giocatori bisogna capire un altro allenatore che cosa riesce a fare. Devi portare veramente uno di quei giocatori saggi, che è come si fa nelle famiglie più povere, guarda cosa c'è dentro l'armadio, dentro il frigorifero, e con quello cerca di portare fuori il cibo migliore. Assolutamente sì, anche se un giocatore di questo genere è un allenatore di questo genere l'abbiamo mandato via l'anno scorso, che era stato semplice probabilmente quando si era ritrovato la squadra nel baratro più totale, attraverso il gruppo, attraverso la foga e la voglia di far bene e di rimanere in Serie A, era riuscito poi a salvarsi. Sì, poi dobbiamo portare dentro un allenatore secondo me che sappia parlare ai calciatori, perché siamo passati da Mazzarri e Liverani con una differenza certamente, quella di Mazzarri che era un piagnone e che si lamentava sempre, ma Liverani è un altro di quelli che comunque sia non trasmette serenità alla squadra. La sua mimica, la sua gestualità è una gestualità che a seconda del giocatore va sotto pressione. Insomma, c'è da riflettere a lungo, perché tutti dicono il discorso li faremo a marzo. Sì, però se a marzo arriviamo con più di 10 punti di ritardo dalla zona che è per la promozione, il fallimento del campionato è già stato definito. Ed è quindi purtroppo questa la prospettiva finora delle partite del Cagliari, un Cagliari che sta deludendo parecchio i suoi tifosi. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e dobbiamo salutarci. Ringrazio Claudio per i commenti. Grazie a te Andrea, ciao Vitto. Ringrazio Vittorio. Ciao Claudio, ciao Andrea, ciao a tutti. Io sono Andrea, vi saluto e ci sentiamo al prossimo match, sempre per seguire la partita del Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. What did you hear me say? You know the difference it makes. What did you hear me say? Yes, I've said it's fine before, but I don't think so no more. I said it's fine before. I've changed my mind. I take it back. Erase and rewind. 'Cause I've been changing my mind. Erase and rewind. 'Cause I've been changing my mind. I've changed my mind.